E andiamo live. Chi c'è, chi non c'è, non c'è. E chi c'è, insomma, chi non c'è magari se la può vedere pure dopo, perché le live restano agli atti. E questa è una cosa importante. Non solo per me, ma anche per i calciatori. E per chi lavora, insomma, lo staff. Un sacco di cose da dire, in effetti. Allora, penso che mi sentite bene, penso che mi vedete. E di Valentina dice la cosa importante subito. Uscite i like dalle tasche su che Valerio si è scetato apposta per Meret stamattina, perché poi è così. È chiaro, mi sarei svegliato anche alle 6 del mattino se fosse stato un lunch match italiano. Perché siamo così, perché siamo innamorati, pazzi, perché il Forza Napoli è anche più forte in questi momenti, perché noi sappiamo cosa significa tifare per il Napoli. Io insisto, ragazzi, su una cosa, mi raccomando, ed è una raccomandazione che vale per l'1% di chi mi segue, perché l'1% è un bel numero rispetto ai 12.000, poi ci sta quelli che non sono iscritti che seguono a prescindere, ma va bene tutto. Benvenuto per esempio, scusami Valentina, benvenuto per esempio Marconè, che ha sbloccato l'algoritmo, molti sono apparsi. La raccomandazione è di non essere offensivi, di non dire brutte parole, perché l'abbiamo scoperto, non è più una mia sensazione, che ci seguono, ci guardano, eccetera, eccetera, e possiamo fare del male alla nostra stessa squadra. È chiaro che questo non ci limita nel fare delle considerazioni, delle riflessioni che si estendono dall'ultimo dei giocatori al primo dei dirigenti, passando per l'allenatore, non c'è dubbio. E la tentazione è forte di voler fare un bilancio della stagione, che però non è finita, ed è importante che non sia finita, perché si potrebbe arrivare anche a situazioni tragicomiche. Se avete visto la reaction, io non ho spaccato niente, dentro di me sono morto, ma quasi mi veniva da sorridere, perché non è la prima volta, perché non dobbiamo essere sorpresi e non dobbiamo richiederci ma cosa è successo, il Napoli-Verona, qualcosa c'è sotto, no, c'è sotto sempre il Napoli. C'è sotto sempre il Napoli. Puoi togliere Yusai e ci puoi mettere Malquit, puoi togliere Gattuso e ci puoi mettere Spalletti, è sempre il Napoli. Quindi sotto questo punto di vista non c'è dubbio. E quindi vengo a leggere tutte le vostre considerazioni uno per uno. Prima mi faceva ridere questo messaggio di Mario Pirolla, che è un amico mio storico. Non ho visto la partita, ma dalla tua reaction si evidenzia che siamo laschi. Eravamo laschi. Ma fatemi ringraziare immediatamente Luigi Della Vecchia. Fammi leggere, amico mio, fammi leggere. A me Meret mi ricorda sempre di più Sasamen. Ci manca solo un Panar che scende mentre lui decide cosa fare. E che ti posso fermare, Luigi? Ti posso mai fermare e dar torto? Tra l'altro Sasamen è un altro personaggio a me molto caro, perché l'attore Rosario Verde è un amico proprio di famiglia, quindi straordinario. E ringrazio tantissimo Luigi per il supporto e la donazione. Sono momenti particolari nella vita di un youtuber, di uno youtuber, al di là della vita del tifoso, perché magari succedono queste cose incredibili, la reaction fa un sacco di numeri, però io sto male, cioè preferirei un 1-0 streaming zitto che nessuno sapeva, tiro gol, buonanotte, e invece addirittura per alcuni youtuber è meglio perdere. Però io sono prima tifoso e poi youtuber, quindi sto malissimo. Vabbè, ecco, grazie. Stai male anche tu, Vincenzo, non c'è dubbio. Meret come Donnarumma, hanno dimenticato come si para.
il Napoli brillante visto all'inizio del campionato era lo stesso messo in campo da Gattuso che aveva fruttato, il fatturato non è cambiato. Bene, 43 punti nel girone di ritorno, ma Gattuso out, come Spalletti ha messo mano. E guarda, questa è una cosa importante, Francesco, voglio evitare fino a quando è possibile il confronto con Gattuso, che in questo momento darebbe ragione a noi che non eravamo così trancianti con Gattuso l'anno scorso. Però è il trend che bisogna analizzare, cioè il trend di Gattuso era andato in miglioramento, a parte l'ultima partita che però va sempre considerata, era andato in miglioramento, cioè in crescendo. Gattuso che insomma entra, sistema una situazione di ammutinamento e vince la Coppa Italia, si abbassa il livello della squadra dopo la vittoria della Coppa Italia. Cioè siamo in Europa League, si abbassa, poi si ricomincia bene, poi c'è il marasma, poi si migliora e si interrompe e si trancia e si ricomincia con Spalletti, si continua bene, dopodiché la discontinuità ci prende e il finale di campionato è quantomeno discontinuo, questo dobbiamo dire. Ma fatemi ringraziare anche Lorenzo grazie. Sono milanista, ma il tuo modo di fare mi piace moltissimo. Dai tutta, dovrete far un po' di pulizia negli spogliatoi, mo mi mandiamo Zlatan. Amico mio, e io ti ringrazio tantissimo, prima di tutto per il supporto, quando viene anche da tifosi di altre squadre vale il doppio, perché non avviene spesso, e ti ringrazio tantissimo. Guarda che Zlatan è uno di quelli che probabilmente la differenza in uno spogliatoio così fragile, sono fragili mentalmente, Valerio Fluido, non lo so se tu lo sai, ma se su Spotify cerchi Valerio Fluido, Celentano, fragili mentalmente, tutto attaccato, trovi una canzone parodia che insomma ritorna sempre, è sempre attuale, e Zlatan probabilmente avrebbe cambiato il destino di questa squadra, non lo sappiamo, non lo possiamo sapere. 15 minuti di gol, Angela, te li concedo. Lo vediamo quando arriva Guido più tardi se fa partire un cronometro e se 15 minuti ce li possiamo fare. Ringrazio anche Lino Bailo per il supporto costante. L'ho detto l'altra volta, dobbiamo fare i punti per la Champions. Amico mio, l'hai detto e l'hai detto bene. E guarda caso, noi ci troviamo di fronte, e dobbiamo ancora farli, dobbiamo ancora farli. Noi ci troviamo di fronte a una situazione che non è drammatica perché l'Inter ha battuto la Roma e quindi la Roma resta arretrata e stasera, tra poco, forza Milan. Il tifoso del Napoli deve augurarsi che la Lazio non recuperi i punti, perché altrimenti la Lazio scavalca la Roma e potenzialmente con la Fiorentina si possono mettere a 59. Non dico che ci insidiano, perché non la vedo possibile che la Lazio ne vince 5 consecutive, perché il campionato è scarso, ma stiamo vedendo l'imponderabile, quindi sì, dobbiamo fare i punti per la Champions, sono d'accordo. E devo ringraziare anche, ecco, questo pure è un messaggio secondo me, auditore Altar, Meret mi ha fatto tenerezza, ma il quit purtroppo no. Questo è un discorso su cui ci ritorneremo, è importante secondo me questo tema. Diego Pugliese, che ringrazio anche tantissimo, siete generosissimi oggi ragazzi, non voglio dire molto, ma alcune facce vorrei non vederle più. Si sbagliò nel dopo Sarri, lì era da fare il repulisti totale, mannaggia tutto coso. Vedi, questi sono tenori, questo è il tenore dei messaggi che comunque mi piace, c'è delusione, c'è rammarico, c'è amarezza, però siete sempre i signori dei signori, perché la mia community è di alto livello. In ritiro che significa? E questo è un altro tema importante, la squadra va in ritiro, ci sono stati questi 2 tweet, prima dice la società decide il ritiro, però parte da martedì. Voi vi chiederete perché da martedì? Perché ci stanno le feste per lo mezzo? Ma no, è perché il Napoli sa che è sempre martedì. Lo sa, seguono. E poi c'è un secondo tweet dove dice sì, però l'ha deciso Spalletti. aiuto la confusione. Vi posso dire con assoluta certezza che se il Napoli dovesse steccare la prossima partita parte il silenzio stampa. Poi ci sentiamo e speriamo di non doverla valutare questa cosa, perché vuol dire che il Napoli vincerà la prossima.
vincerà la prossima. Andiamo avanti a leggere tutti i vostri messaggi, siete in tantissimi, 257. Chiedo scusa se ve lo chiedo, ci devono essere 200 like perché qualcuno l'ha messo in preventiva, quindi voi state nei tranquilli. Chiedo a voi, i miei utenti, i miei moderatori, ma i miei utenti storici, fatemi sapere quanti like ci stanno perché dobbiamo stare a 200 like immediatamente. Allora, anche su questo fatto di Zielinski, Hulot, io non lo so, non l'ho ancora sentito Spalletti in conferenza ed è un'analisi che faremo domani sicuramente, perché domani video sulle parole di Spalletti, non so se farò l'analisi tattica in maniera separata, però lo so, è chiaro. Il fatto di Zielinski, io ti spiego come la vedo, come secondo me ha ragionato Spalletti. Metto Zielinski perché lo devo recuperare mentalmente. Ve l'ho detto ieri nel pre-partita. Zielinski non è da recuperare fisicamente, è da recuperare mentalmente, non è brillante mentalmente. Metto Zielinski in una partita che sta andando bene. Ascolta, seguitemi bene. Metto Zielinski in una partita che sta andando bene, vinco e lo recupero mentalmente. Fabio Versatile. Buonasera Salerno, buonasera amici Bellini, like doveroso per il canale. Io non ce la faccio più con questa società, 18 anni di illusione, oramai si è arrivati al basta, vi voglio bene tutti. E c'è comunque un messaggio di amicizia e di affetto per tutta la community. Io ti ringrazio Fabio, purtroppo è evidente che se cambiano i giocatori, se cambiano gli allenatori e le cose si ripetono, la storia ripete se stessa, è chiaro che una riflessione su chi gestisce e su chi potrebbe fare e non fa, su cosa si fa e cosa non si fa, una riflessione va fatta, proprio con la calma che ci contraddistingue, senza dire quelle parole odiose, proprio come dici tu, bene, riflessione, società, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che andrebbe fatto. Io ho fatto una riflessione con alcuni amici in privato a caldo. Ma secondo voi, visto che i giocatori l'amor proprio lo dimostrano a tratti, non è costante la cosa, ma secondo voi in società qualcuno gli ha detto ai giocatori: sentite, oggi noi giochiamo con l'Empoli che ci ha fatto fare una brutta figura in casa, si deve vendicare questa cosa qua. Inizio primo tempo, calcio d'inizio, questi devono sentire i tacchetti e non esiste che una squadra che ha perso le ultime 16 gare, perso o pareggiato, non riusciva a vincere dalla partita col Napoli, riprende 3 punti col Napoli, non esiste proprio, gli fate sentire i tacchetti. Questo prima proprio della tattica e della cosa, questo deve avvenire in società se non lo fa l'allenatore. Gli fate sentire i tacchetti, calcio d'inizio, Pinamonti da solo, Rachmani lo lascia saltare, eccetera, eccetera. Quelle 1-0 per l'Empoli subito. Non li hanno sentiti i tacchetti. Vorrò vedere poi, quando faremo l'analisi dei numeri, quanti falli ha fatto il Napoli, quanti falli ha fatto l'Empoli, perché questo è alla base quando si parla della società. Io perché i singoli, è chiaro, no? Meret, Malquit, non si possono guardare, però alla base c'è anche questo, perché tu puoi anche reagire quando prendi il primo gol, quando prendi il pareggio, puoi anche reagire, dimostrare oggi non esiste, e poi magari ti sbagli i gol, li prendi, eccetera, eccetera, ma l'atteggiamento non mi è sembrato di quello furioso, di guarda, ci stanno 5.000 tifosi che sono venuti in trasferta. Rispetto per quelli? E salutiamo Mario Dello Vedove e Polli insieme a Fabietto e tutti gli amici dello staff. Gattuso se ne deve andare, se n'è andato. Ora, cosa cambia? Allenatore esperto sì, e non c'è dubbio. Giocatori forti sì, ma perché non vinciamo contro un Empoli in pensione? Povero Gattuso. Nel dubbio, Gattuso out. Ed è così. Ci credevo ancora. Aspetta, Armando, ti rileggo dopo perché avevo letto questo qua di Giovanni. Ci credevo ancora, ora ho perso la fede, ma sempre Forza Napoli. Vai per la Champions, senza dubbio, Giovanni.
Come si fa a non rinnovare Mertens? Mi dispiace molto per Meret, Osimhen deve migliorare molto tecnicamente. Comunque no, una disorganizzazione in mezzo al campo, soprattutto al centrocampo, è enorme. Sì, c'erano delle voragini, bisogna anche parlare dello stato di forma di alcuni giocatori. Anghissà da quando è tornato dalla Coppa d'Africa non è lo stesso. Fabiano sono tante partite che è in sofferenza. È inevitabile chiedersi se manca Bobotta, questa squadra si sfalda, e se anche Zielinski ha dei problemi è possibile che Demme non meriti neanche un minuto in una partita così? Ce lo chiediamo a Spalletti. Poi Spalletti, perché l'ho sentito, ma non ho sentito, però so che una delle risposte che ha dato è: allora perché non mi chiedi di Tuanzebe? E qualcuno glielo chiedesse di Tuanzebe. Qualcuno glielo può anche chiedere di Tuanzebe, perché se tu ti vendi Manolas e ti compri Tuanzebe deve essere un giocatore abile e arruolabile. Ti è venuto meno Di Lorenzo, di Malquit non ti fidi, al punto che fai giocare Zanoli con la gastroenterite. Zanoli fa un primo tempo in difficoltà, lo devi togliere ed è giusto. Metti Malquit che sai che ha nelle gambe questi tipi di errori e queste prestazioni. E pure di Tuanzebe ti chiedo, ti hanno comprato un giocatore inutile? Oppure si poteva adattare? Si poteva mettere un terzino più difensivo con un po' più di fisicità? Mettevi Tuanzebe, faceva una paper, però non lo sappiamo. Quindi è legittima la domanda. Anche questa è legittima. È un terzino sinistro. Il terzino sinistro. Mario Rui, ottima partita Mario Rui, e non ha il sostituto neanche lui. È il terzino destro che mancava. È il terzino destro, perché tu non puoi pensare che Di Lorenzo le faccia tutte. Quindi è il terzino destro che mancava. E quindi società, va bene, ma la società ha detto a Spalletti: questi sono, arrangiati, fai la Champions e poi ne parliamo. Benissimo. Spalletti però non ci può dire siamo fortissimi e non mi manca niente. Perché sennò poi dopo andiamo in difficoltà a spiegarci certe partite e certe prestazioni. Capite? Perché i giocatori dovrebbero avere rispetto per i tifosi se prima il presidente non li rispetta? Non hai torto, Alberto, tutto parte dall'esempio che ti dà la società, dai messaggi che lasciano passare. E se frequenti un pochino Castelvolturno ti accorgi di altre cose che sono dietro le righe, certi atteggiamenti nei confronti dei tifosi. Certi esempi sono importanti. Si è parlato del Pampa Sousa come figura societaria in questi giorni. Ne serve uno sicuramente, poi vediamo che cosa succederà, ma non c'è dubbio. Oggi ho visto una squadra spenta, voragini fra difesa e centrocampo con chissà sempre fuori tempo. L'Empoli meritava, credo anche dagli XG, poca soddisfazione anche se avessimo vinto col 2-0. E brava Valenti, perché poi alla fine io le cose le dico e le dico in reaction, quindi non me le posso tirare indietro. Ho fatto anche un po' di previsioni che sono risultate vere, anche una che era sbagliata. Fabiano ci è andato vicino ma non ha segnato nonostante lo abbia punzecchiato. Il resto lo avevo previsto. Se tu mi parli degli XG, amica mia, non hai torto, perché parlano chiaro, parlano chiarissimo. L'Empoli meritava anche dagli XG, non c'è dubbio. Me lo chiedo anche io, Massimo, perché trascurare tempo? Anche oggi è colpa di Spalletti. Nicola, tutti ci metto dentro, mi dispiace, da me non avrete mai, forse mai, in alcune cose in alcune partite ho individuato Spalletti come maggiore responsabile. Oggi mi dispiace, devo fare il 33 e 34. 33 per i giocatori, perché alla fine se Meret non fa quella papera, se Malquit non regala palla agli avversari, è difficile, insomma, che magari... Però l'Empoli l'aveva creato il presupposto, con Bairami, con Pinamonti l'aveva creato, anche a palla proprio scoperta. E quindi giocatori sì, Spalletti sì, perché anche i cambi, non lo so se Mertens doveva uscire, esce Mertens, prendiamo 3 gol, sarà un caso sicuramente. Esce Lozano, entra Zielinski, non entra più Politano, doveva per forza uscire Lozano, io lo vedevo fresco,
esce Insigne, anche questi cambi col senno di poi me li chiedo, e Spalletti poi ha detto è colpa, la Spalletti l'ha detto, è con tutta colpa mia, e quindi le responsabilità vanno divise. Alessio Marigliano è talmente dolce e bellino nei miei confronti che mi manda un messaggio con donazione, no? Per scrivere no comment, cioè mi manda un messaggio per dire no comment, è commovente, no commovente. E giustamente è triste, si è intristito Alessio, mi dispiace tantissimo. Mi dispiace tanto per tutti voi, mi dispiace per i tifosi più giovani che non hanno manco visto le cose belle di Maradona, si sono un attimo illusi, magari quelli più giovani con Sarri, e poi c'è un trend negativo dal post Sarri in poi, e quindi è difficile poi rimanere attaccati a questi colori. Noi della vecchia guardia, insomma, I'm 40 as fuck, sono 40 anni, insomma, non riusciamo a staccarci, ma ci sono anche tifosi meno ossessionati di noi che possono anche lasciare perdere, cioè li perdi i tifosi se a ogni annata ci sono cose del genere. Bisogna stare attenti, perché non cresce il fatturato. Giuliano Iannone, come stai amico mio? Nessuno pretende la luna, ma il mondo cambia e siamo arrivati al punto del o il calcio a Napoli non verrà più seguito, credo sia più probabile, o si comincia a essere vincenti. Ed è un po' quello che ti stavo dicendo, ci siamo letti nel pensiero. Noi giovani ci illudiamo da Cavani. Già, esatto. Ma i tifosi giovani come me, vedi, sto cercando, amico mio, Carlo, di arrivarci piano piano, di mantenere un profilo equilibrato, di non fare cose eclatanti che mi porterebbero anche più iscritti, ma io ci tengo più a fare analisi, a fare discussioni pacate. Devo ringraziare Fragiole. Grazie amico mio. Fragiole è un misto tra fragole e fragile mentalmente. Le fragole. C'è un trend negativo dopo la partenza di Hamsik. Considerazione che abbiamo fatto spesso con Guido. Allora sono 6 anni più grandi di te, eppure sembriamo tutti e due ragazzini. River, nel particolare ne ho 38, ma a volte me ne sento 40 e a volte 28. Dipende anche dalla giornata. Comunque, devo fare i complimenti alla tua Salernitana. Dovete sapere, per chi non lo conoscesse, River Johnny, tifoso salernitana, anche simpatizzante del Napoli, quindi è uno di quegli esempi che io me lo tengo proprio stretto, che non c'è bisogno di essere nemici tra di noi, cugini, e farci le scarpe tra di noi. Siamo due squadre del sud, due squadre della Campania. Io mi sono augurato a inizio campionato la salvezza della Salernitana per avere un pochino più di sud in Serie A. La Salernitana sta avvicinando, Nicola sta facendo veramente un mezzo miracolo, e adesso sembra possibile. Non lo so com'è finita col Cagliari, la partita del Cagliari col Genoa. Fatemi rivedere un attimo la classifica. Salernitana 25, Cagliari 29. È ancora dura, però la Salernitana deve recuperarne una, e quindi potenzialmente potrebbero stare a 28, fare la corsa sul Cagliari. La Samp è a 30. La Samp io non ci posso credere che venga meno così tanto. Quindi è la corsa sul Cagliari. Si può fare, si può anche fare. Chissà. Non ce lo meritavamo, hai ragione. Speriamo che la Salernitana si salvi, sì. Ciao, io tifo la Juventus. Marco, figurati, nessuno è perfetto, direbbe così, ma figurati, finché c'è serenità e rispetto, noi accettiamo tutti i tifosi di tutte le squadre. Il Genoa ha vinto. Ok. Benissimo ragazzi, Cagliari 28 perché ha vinto il Genoa. Allora sulla mia app non avevano ancora aggiornato, quindi anche il Genoa però giustamente si avvicina. Sì. Sara anche dice Forza Salernitana e Forza Napoli. Rachmani da 4 oggi secondo me. Gennaro, mi date, vedi, questo è il bello della community e della live, è che io non devo
fare nessun editoriale e ricordarmi le cose, me li date voi gli spunti. Rachmani, partitaccia, sembrava distratto, non aveva il contatto con i difensori, partitaccia. Ed è una di quelle cose, io ho lanciato l'allarme, il prossimo è Rachmani, perché se Di Lorenzo adesso si è infortunato, ma se Di Lorenzo avesse steccato qualche partita non sarebbe stata colpa sua, perché non si può rimanere sempre Robocop e performare al 100% sempre per 39 partite, non si può fare. E Rachmani è un altro che ha overgiocato, ha giocato troppo e a un certo punto della stagione questo si paga, e questo lo chiedo a Spalletti, perché Spalletti ha rivalutato Lobotka, sì, bravo, bene, ma perché si sono infortunati certi giocatori a centrocampo, altrimenti le gerarchie si sono stabilite e non li avremmo visti giocatori, non avremmo visto turnover. Il Napoli c'ha la settimana tipo da troppe domeniche e non ne abbiamo tratto vantaggio. Questa è una tirata di orecchie agli addetti ai lavori che dicevano usciamo subito, concentriamoci sul campionato. Usciamo sempre e ci concentriamo sempre male sul campionato. L'anno prossimo che facciamo? Andiamo in Champions, usciamo subito dalla Champions, perché si perde tempo, che si levano punti al campionato e facciamo sempre che è qui che poi il tifoso si scoccia. Il Napoli questo è, anzi il terzo posto è già un miracolo. Mauro, tu non hai torto, per valori assoluti sulla carta e sul fatturato, su come si gestiscono le società, per numero di tifosi, il Napoli in questo periodo storico viene dietro la Juventus, l'Inter, il Milan e poi c'è il Napoli. L'Inter e il Milan erano in grosso ritardo negli ultimi anni, l'Inter ha colmato il gap, specialmente prendendo Marotta, ha colmato il gap societario, si è messa in carreggiata e sta facendo quello che deve fare. Il Milan piano piano, la continuità di Pioli, mettono Ibra che è lo spogliatoio così, Maldini eccetera eccetera, squadra giovane e stanno facendo dei buoni campionati. La Juventus è in grossa difficoltà, equivoco Sarri, Pirlo esordiente eccetera eccetera, richiamano Allegri, ci sono dei problemi seri che non hanno risolto eccetera eccetera. Post Ronaldo è stato un pochino la problematica della Juve che ha nascosto delle problematiche. Visto che la Juve sta andando così male, il Napoli si inserisce in questo terzetto, perché le sorelle sono tre, non sono 7 sorelle, le sorelle sono 3 che si lottano anno per vincere, punto. Poi il Napoli deve guardarsi le spalle dall'Atalanta che stava giocando benissimo, che quest'anno è scoppiata, dalla Lazio e dalla Roma che stanno riorganizzando i progetti, e la Fiorentina che è una variabile impazzita. Questo è la Serie A. Poi ogni tanto il Sassuolo fa degli exploit, ogni tanto li fa il Verona, ogni tanto li fa il Torino, ma questo è. Fai la reazione a My Salvage Rage su YouTube. Amico mio, non so a cosa tu ti riferisca, scrivimi su Instagram @ValerioFluido e spiegami bene di cosa si tratta. Ti prego non li fare questi discorsi, le squadre del nord si sono rimesse in gareggiata con debiti su debiti. Sì, amico mio, lo so, ma mica li sto nascondendo i debiti su debiti, assolutamente, ma la realtà è questa e se non possiamo essere ciechi di fronte alla realtà. Debiti su debiti, glieli fanno fare, possono sempre ripianare. Chi è che compra i giocatori? Loro. Noi a gennaio non abbiamo comprato nessuno. L'Inter ha comprato Gosens, ha comprato Caicedo. Nel caso in cui il vecchietto Dzeko non avesse performato più e Correa e Lautaro eccetera eccetera, si è presa a Caicedo, perché nel caso in cui Gosens ha segnato, l'Atalanta vende Gosens, l'Atalanta se ne scende, perdono Zapata, se ne scende. La Juventus, per apparare un pochino, si prende a Vlahovic. L'unica squadra che era un pochino più immobile è il Milan, che evidentemente anche quelle stanno un po' più attenti ultimamente alla cosa. Ma sta succedendo la rivoluzione, perché anche quel fondo è in fase di smobilitamento, no? Forse stanno avendo delle offerte importanti, ecco perché non spendo. Ragazzi, il calcio è facile da leggere, se uno sta attento, è facile da leggere. Il Napoli non vuole, non può, non fa, non di una squadra che
vuole vincere, fa i debiti anche lei e vince, o non vince, che non è detto che il debito ti porta a vincere per forza, però mi dimostri che ci hai provato. Il Napoli ha dimostrato che ci ha provato? No. Il Napoli aveva un obiettivo all'inizio stagione? Sì. L'obiettivo era la Champions League? Sì. Siamo ancora in corsa per la Champions League? Sì. Probabilmente ci andremo? Sì. Complimenti a Spalletti? Sì. Anche sì. Questo era l'obiettivo. Siamo noi tifosi ambiziosi e in un campionato così mediocre potevamo anche vincere il campionato? Sì. Si è fatto tutto quello che si poteva fare per vincere il campionato? No. No. Vale, mi scuserai la vena polemica, ma che ne pensi di ADL che si ricorda di essere presidente solo quando inizia ad aver paura di perdere l'ennesima qualificazione Champions? È un po' quello che ti ho detto io adesso. Amico A, ti chiamerò Achille. L'ultima partita che ha giocato male Mario Rui sarà stata 20 giornate fa. Arriva sempre sfinito a fine partita, ci tiene tantissimo, ma tanto lui è il problema. Amico mio, sì. Non ci fai niente, Ho sentito anche telefonate, ero in macchina proprio al volo prima. Ho sentito una telefonata nella trasmissione di Paolo, dove in tutto questo marasma dove oggi veramente si poteva parlare di qualsiasi cosa, si è fatto un attacco a Mario Rui proprio gratuito. Cioè, sto ragazzo, che cosa deve fare più? Che cosa deve fare più per essere lasciato un po' in pace? Mamma mia. Ma Mertens e Lozano devono risparmiare energia a campionate senza coppe? Non me lo spiego. With a 4-3-3 with them in the second half, we would have won. Carmine, I don't know that, but for sure I have the same feeling. Cioè non sono sicuro che col 4-3 con Demme avremmo vinto, ma ho la sensazione che si potevano evitare qualche cosa, perché comunque il centrocampo era in sofferenza. I agree. Si sta rivelando fondamentale il vantaggio guadagnato sul quinto posto, perché senza questo gap rischiavi di mettere a rischio il vero obiettivo stagionale, che al 90% può essere raggiunto. Ed è proprio così. Ridicoli, Andrea, l'ho letto, esprimilo bene il tuo concetto, non lasciare solo un insulto così, se no non serve a niente. Attenzione attore Falanga che mi offre una birra, 250 like, vai Polli, arriviamo a 300 ragazzi, per Polli, per tutti i moderatori che si fanno il culo anche in giornate del cielo. Napoli ritiro ufficiale, sì. Tore, una birra per me. Sembra brutto dirlo, ma sono stanco. Non ne capirò. Ma senza il 14, il 24 e l'11, il Napoli è sparito come Fabio. Anch'issa senza Lobo soffre. Terrei solo 6-7 giocatori. Likes up. Quindi fate salire i like anche per Tore, per favore, per il suo supporto indiscusso e indiscutibile. Tu non ne capisci, io non ne capisco, Guido non ne capisce e Paolo Del Geno non ne capisce. Che giarisce, Tore? Che ti devo dire? Siamo in 5 sulla faccia della terra che non ne capiamo e riteniamo che con Mertens, ripeto, sarà un caso strano, ma Mertens, a parte che l'equilibrio te lo dà perché segue i giocatori e lui l'ha fatti sentire, che lui qualche fallo l'ha fatto al primo tempo. La sua presenza, oltre a essere di giovamento per il 24, per l'11, per la manovra, eccetera, eccetera, tiene in apprensione gli avversari, ragazzi, perché se l'Empoli si deve occupare di Osimhen e prova a raddoppiare, si gira un attimo, oh mamma mia, Mertens, gol di Mertens, perché Lozano ti è scappato, lo rincorri, gol di Mertens. Con Mertens in campo la squadra avversaria non può attaccarti all'arma bianca perché prendi il contropiede. Non può essere un caso, non può essere casuale, non può essere casuale. Mi dispiace, non può essere casuale. E la controprova non l'avremo mai, perché non si ricreerà una situazione uguale con un Mertens così in forma non utilizzato, perché l'anno prossimo, se è pure per un caso lontano, si decidesse di rinnovare, perché ho visto Giuntoli
che lo vuole fare, ADL non lo so, Spalletti non lo so, che ho letto che Spalletti ha detto io gli ho chiesto di rinnovare, ma sembra uno scaricabarile generale. Non lo sappiamo se l'anno prossimo Mertens starà così in forma, avrà un anno in più e avrà un bambino che cresce e che non ti fa dormire. Ah, l'ho detta, perché sono esseri umani. Sono esseri umani con delle problematiche, con dei momenti che devi sfruttare. Questo è il momento che dovevi sfruttare Mertens, anche se avesse giocato male, perché sta brillantissimo. Sta felice come una Pasqua, ha avuto il bambino, il primogenito, l'ha chiamato Ciro Romeo. E tu non sfrutti questa grandezza di Dio. Aiutatemi! Bene, ok, bene, Lazio 1-0. No, bene, benissimo. Vuoi vedere che dobbiamo anche fare una nuova analisi di rimpianto perché il Milan Steak. Io mi diverto un mondo, Io mi diverto tantissimo. Quanto sono belle le mie ragazze. Con tutto il rispetto per tutti i vostri fidanzati, ovviamente, sono le mie ragazze, le ragazze del canale. Sì, Sale ci raggiungerà. Vi ho chiesto di intervenire più tardi, voglio leggere più messaggi possibili perché meritate anche voi di dire la vostra, lo sapete, quando entra Guido io voglio dargli più spazio possibile perché ogni volta che Guido apre la bocca me ne darete atto, ci dice delle cose che ci fanno riflettere, non ci dice stupidaggini, non ci racconta frottole e se stiamo attenti e cominciamo a ragionare insieme a lui, certe cose non ci risultano nemmeno più incomprensibili. Quindi quando c'è Guido io tendo a leggere meno messaggi perché gli voglio dare lo spazio che merita. Le sorelle sono solo 3. Noi siamo stati adottati. Me lo salvo, Giorgio. Me lo salvo perché dopo il messaggio che era per il Napoli è figlio unico, anche questo è un commento memorabilino che farò leggere a Guido. Perché meritate. Roberto Carcaterra, ma vuoi vedere che Spalletti fa meno punti di Gattuso? Amico mio, non ti posso far leggere il WhatsApp che ho mandato ad altri amici. Questi non li fa. Non era Gattuso il problema? Non era Gattuso che non ci faceva fare il salto in avanti? Grazie amico per il supporto, grazie per le tue parole che mi fanno pensare che non sono un pazzo. Ok? Bisogna rischiare. Il progetto Inter viene dopo una batosta nella finale di Coppa UEFA, è cresciuta, ha fatto esperienza, ha preso i pugni in bocca, ma non hanno pianto, ne hanno fatto forza. Vincenzo, aggiungo alla tua considerazione, la batosta nella finale di Coppa UEFA è un percorso, anche quello è un percorso. Tu devi arrivare in finale, fai fare esperienza al gruppo che sa cosa significa per lottare per la finale, così quelli nuovi che e poi cresci perché hai fatto un'esperienza in più e dopo aver fatto l'Europa perché sei uscito male magari dalla Champions eccetera eccetera, ti fai la Champions League, esci perché il ranking, perché acchiappi avversari tosti, percorso, intanto fai le spalle più larghe e in Italia anche se ce le hai piccole in Europa bastano quelle spalle lì perché bastano e avanzano, poi magari in Europa vai in difficoltà. Però in Italia alla fine chi è che in questo momento è favorito? È l'Inter, per calendario, per forza dimostrata contro il Milan nel derby. Non scherziamo proprio. Angioletta, io personalmente non l'ho visto bene Osi, solo in occasione del gol di Ciro è stato bravo a fare quel velo. Esatto, il movimento Silli è giusto, lui taglia sempre sul primo palo, ancora come posizionamenti, come movimenti non ci siamo, può migliorare tantissimo, sicuramente non è stata una partita eccezionale di Osimhen, non è riuscito, un paio di volte è riuscito a sfuggire alla marcatura, però poi tende sempre a metterselo sul destro, insomma Osimhen secondo me va servito con più cross di testa, secondo me può farsi valere, però vediamo un pochino. Meret deve cambiare aria per rinascere, non c'è alcun dubbio su quello, lo dico per lui e per la società, sia chiaro.
Antonio Dada. In effetti è difficile, arrivano i bot, arrivano gli spam, hot girls, video chat, ragazzi, io li blocco, tanto voi lo sapete, non c'è bisogno di... come si bloccano? Non si blocca. Ecco, li blocco utente, perché se volete uscite se volete, le ragazze, non andate in videocamera, vi fregano i soldi. Allora, che dire, noto da Napoli-Barcellona una distanza tra le parti mostruosa. Oggi l'Empoli ci infilava senza neanche palleggiare, è vero. Sembriamo una squadra divisa a metà, per niente compatti, sfilacciati. Il mio termine è stato laschi, non il cane, ma proprio larghi tra le parti, larghi e lunghi, ed è una cosa che se voi... Ragazzi, il prossimo mercoledì dei numeri io lo porterò anche su questo canale, perché non può esistere che gli amici Antox e Sasà, che si fanno un culo così, hanno poco pubblico sul Caffè Napoli TV, quindi dobbiamo unire le forze. Cosa abbiamo detto? Che il Napoli è lungo e largo, e così non va bene. Per migliorare le prestazioni di squadra bisogna essere stretti, corti, così arrivi compatto, puoi fare la reaggressione immediatamente, puoi arrivare al tiro da più vicino. Il Napoli segna con Insigne da più vicino, pare che ci ascoltano proprio, mamma mia. Virgilio Bandiera, Valerio, grazie Virgilio sempre. Sei d'accordo se dico che la società deve decidere che ruolo deve fare il Napoli nel film Serie A? Non ti piglia collera di abbraccio, amico, non mi prendo collera da tifoso, come stai preso collera tu, sono preso collera io. Noi siamo due tifosi all'estero e soffriamo due volte, è così. Però io ho voi e quindi non soffro in silenzio, soffro che posso sfogare con voi. Io sono d'accordo. È stata chiarissima la società quest'anno per la prima volta, la Champions League è importantissima, eccetera, eccetera. Io credo che questi siano stati i dettami. Non ci dobbiamo svenare per vincere lo scudetto, non vogliamo, non possiamo, sceglietelo voi il termine, raggiungere la qualità di rosa o il fatturato, gli stipendi di Inter, Milan e Juventus. Stiamo lì galleggiando. Dobbiamo essere più forti e più bravi a fine anno di Roma, Lazio, Fiorentina e Atalanta. Questo è secondo me nei desideri della società, nel migliore, del più auspicabile dei progetti. Questo è. E noi ci dobbiamo anche compenetrare. O decidiamo di continuare a tifare per il Napoli a prescindere dal risultato, come si suol dire, oppure diciamo, se non vuoi vincere mai, io lo tifo per un'altra squadra. Se ci riuscite, buon per voi, e ve ne pigliate una che vince di più. Questo è. Bloccati. State parlando dei bot? Basta bot. Dai, arriviamo a 300 un attimo, dai. Smetto. Non parlo più, bevo. Aspetta. Bevo una bellina. E che stiamo parlando? Di cosa vogliamo parlare? Perché questo sarà l'anno prossimo. Ciao Enzo, hai ragione sulla società. Durante la settimana spiegare, però c'è un problema. De Laurentiis non vuole la persona napoletana che ha giocato tanti anni nel Napoli. E allora? Bravo, hai spiegato bene. Se lui non le vuole queste figure che poi, e lui non lo fa in prima persona perché, non lo so, se lui non le vuole queste figure non ci stanno. Queste figure ti possono aiutare in certi momenti della stagione? Secondo me sì. Se tu scegli di non prenderle con chi che causa del suo mal, pianga se stesso. Il problema è che lui non piange se stesso, siamo noi che piangiamo loro stessi, fondamentalmente. Tu poi mi parli, Max, di venduti. Quindi un attacco ai giocatori, ufficio inchiesta per questi venduti. Io posso dirvi con certezza che il Napoli non si sia giocato le bollette con l'Empoli vincente e che qualche giocatore magari ha messo qualche milioncino sulla cosa. Te lo posso dire? No. Non te lo posso dire. Cioè, il calcio è pulito. No. Guardatevi indietro alla storia. Se ne sono lette di ogni colore. Ve lo posso dire? No.
Contemporaneamente ti posso dire che non è la prima volta che lo vedo. Questo tipo di autosuicidio, di harakiri che si fa. Harakiri, ti coprio. Ha fatto pure la live. Bene, e allora è Ace che porta peste. Sto scherzando, ovviamente, ma l'ho sentita dire a me, quindi tutti gli youtuber si prendono la loro responsabilità. Io con il cambio caso ho vinto con l'Atalanta. Ho rischiato molto. Quando ti copri sei messo in viaggio, non si è capito più. Scherziamo proprio, per carità. Poi fanno gli screenshot, glielo riportano. Siamo molto amici, non esistono che la caccia fatta per ti copri. Gran parte di questa rosa soffre di disturbo da stress post-traumatico ed il ritiro è la mossa peggiore che si possa fare. Non lo so se è peggiore o migliore, sono curioso di vedere che tipo di atteggiamento avranno. Può essere pure che qualcuno all'interno della rosa, non lo so, il ritiro non fa mai piacere perché perdono la libertà di andare a fare i zezzi dove vogliono fare, perché comunque sono ragazzi giovani che vogliono fare i zezzi o stare con le famiglie, insomma, in tranquillità. Il ritiro non fa mai piacere. Potrebbero avere anche un effetto contrario, sicuramente. Bisogna capire se veramente l'ha indetto Spalletti, se l'ha indetto la società e Spalletti è stato d'accordo, se l'ha indetto Spalletti e la società è stata d'accordo. L'ultima volta che è successo questa cosa del ritiro io ho avuto sensazioni non proprio positive. Siamo arrivati all'ammutinamento con Ancelotti che diceva: a me i ritiri non piacciono, però ci vado, perché la società ha detto così, io sono stipendiato dalla società, e i giocatori che hanno fatto i liberi tutti. I primavera si devono salvare, amico mio, quindi non poverini anche i ragazzini, non facciamo fare brutta figura ai ragazzini. Quindi non è, io capisco il tuo discorso, Mario, cioè vuoi mandare i primavera perché questi giocatori qua della prima squadra non ti convincono, non ti soddisfano e ti hanno deluso, e ci sta. Ma non voglio poi far fare brutta figura ai piccolini che si stanno salvando, che stanno facendo delle partite stoiche nel campionato e stanno cercando di salvarsi con i denti, eccetera. Quindi non è che la primavera è una squadra piena zeppa di talenti che sta vincendo a mani basse il campionato primavera, è una squadra che si sta salvando, quindi non facciamogli fare brutta figura. 300 like, bravi. L'imprenditore del cinema entrava nel calcio a Napoli per aiutare, ma poi è stato il calcio che sta aiutando la Firmauro o no? Sì, a livello di economico sicuramente sì, non c'è dubbio su questa, è una considerazione giusta. Che uno entri nel calcio per aiutare, non lo so se lui l'abbia mai detto, non credo, sarebbe un illogico, perché nessuno entra e si compra una cosa per aiutare o per filantropia o per tifo. Si sa che lui non è tifoso, non è sicuramente tifoso del Napoli, non sappiamo se tiene a qualche altra squadra, qualcuno lo chiama romano e romanista, qualcuno lo chiama laziale, quindi non lo sappiamo. Certo è che lui ha affiutato un affare, lo ha fatto e ha fatto anche bene, ha fatto dei primi quinquenni bene, mettendo a posto la società, portandoci di nuovo in Serie A e portandoci ad alti livelli in Champions, e questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Che poi lo abbia fatto per amore dei napoletani, no, l'ha fatto per se stesso, per una sfida personale, per la famiglia, per dare qualcosa ai figli, è giustissimo. Anche io pro Mertens, non ci sono interessi economici da parte della società, noi siamo anche tifosi, loro ragionano solo come imprenditori, oppure quali altri motivi vale? Tifoso e emigrante, ecco, tifoso emigrante soffre di più, lo so amico mio, è vero, è proprio vero, non lo so i motivi, amico mio, non lo so, e Spalletti ci sta confondendo le idee. Lo sapremo a fine anno, vi rimando a fine anno, perché poi anche confermare Mertens con uno Spalletti che lo utilizza col contagocce non me lo spiegherei nemmeno, perché questa società è sempre la medesima, prima annuncia il ritiro, poi dice in un secondo momento tweet concordato con il mister, e qui mi dispiace, ma siamo alle solite. Mario, meglio di tutti i giovani, almeno sappiamo che devono crescere. Ma facciamo fare brutta figura a loro, ragazzi.
Ormai ho avuto la certezza che è tutto scritto, arriveremo dietro la Juve anche quest'anno come se fosse scritto. Lì il Paolo, il rischio è bello grosso, non c'è dubbio che la Juve si può portare a 2 punti se non sbaglio. Il fatto che noi dobbiamo andare in Champions solo per fatturato e non tanto per orgoglio e obiettivo lo capisco perfettamente, ma zero romanticismo. Al che Mike, tu hai ragione. La società lo vede come obbligo finanziario, economico, perché se no non riescono a sostenere la squadra in alto, certi stipendi, eccetera, eccetera. Siamo noi che lo dobbiamo trasformare in romanticismo, nel senso, il bello del calcio è anche che tu arrivi davanti magari a una squadra più attrezzata di te. Se tu arrivi dove ti sei messo perché arrivi quarto, perché magari sei più forte della Roma, della Lazio, va bene, ci fa piacere, ma è quello che devi fare, fa parte del tuo dovere di squadra che negli ultimi anni ha fatto bene. Quindi lì niente, e il bello avviene quando la squadra più piccola riesce a mettersi davanti. Cioè, ricordiamo le prime volte in cui il Napoli si lasciava alle spalle Inter e Milan, e lì ci siamo lamentati dei secondi posti, ma era una goduria comunque, no? Lasciarsi indietro delle superpotenze come Inter e Milan, e ogni tanto con la Roma c'era questa cosa, ma ti lasciavi sempre dietro la Lazio, sempre dietro. Questo è importante. Ora guarda che perde il Milan e l'Inter e i nostri giocatori avevano il coraggio di scrivere sui social: noi ci crediamo. Non si permettessero proprio, non si permettessero proprio, perché la prossima domanda contro la prossima partita per Spalletti: allora ci credete ancora? L'obiettivo è sfumato, però la Champions, sempre le solite domande. Leggerezza, superficialità, che ho un po' notato anche io, Paolo. La leggerezza che Spalletti aveva invocato, ma aveva invocato una leggerezza sul campo, no? Fantasia, l'estro, l'essere leggeri sopra il pallone, eccetera, eccetera. Invece è stata leggerezza nel senso di svogliatezza, quasi a dire: vabbè, abbiamo fatto questi 2 gol, è finita, fai vedere se l'Eboli. Certo, se glieli fai fare tu ancora più facile. Tu chi venderesti senza troppi rimpianti per la prossima stagione e chi confermeresti? Se magari ti piacerebbe vedere un nome in particolare. Nome in particolare non lo so, amico mio, non te li so individuare. Spero che Giuntoli abbia delle idee geniali e ci sorprenda. Io venderei senza troppi rimpianti. Mi sono pure affezionato a chi si cambia. Tutti. Io rifarei da capo, perché poi c'è il retaggio, no? Io voglio bene a Zielinski, però questo è, cioè, grandissimi gol, prestazioni sontuose, poi sparisce per un po'. Koulibaly questo è, ragazzi, è un giocatore che adoriamo, però è un buono, non è uno che si mette là e a difesa te la blocca, perché fa delle prestazioni bellissime e delle cose tecnicamente egregie, ma si perde anche qualche partita di troppo tra infortuni e squalifica, anche Koulibaly, i portieri, i confermerei Ospina per esempio, a me Ospina mi dà sicurezza, Meret senza rimpianti, ciao, Malquit, ciao, senza rimpianti, ciao. In difesa confermerei Rachmani, perché comunque ha fatto un buon campionato, non ce lo possiamo dimenticare, la difesa del Napoli fino adesso a questo scatafascio dove stiamo prendendo gol da tutte le parti si era comportata bene. L'importante è non farlo poi dopo andare in ebollizione come tutti gli altri giocatori. Lozano io me lo confermerei, Politano si alternavano bene, non lo so, l'importante sapete cos'è? In conclusione, mi dovete dimostrare che c'è la fiducia totale in Spalletti. Se c'è la fiducia totale in Spalletti, allora tu a Spalletti devi dare le chiavi, perché a Spalletti, adesso che è i giorni dello Spalletti out, e me ne rendo conto, e venite a me, però ricominciamo da capo. Spalletti adesso conosce in and out, dentro e fuori questa squadra. Fate individuare a lui, non a me, quelli che non vanno bene, quelli che non servono. Lui se ne è accorto che Malquit non serve. Ciao Malquit, ciao. Ne arriva un altro, o ti tieni Zanoli, magari, non lo so. Cresce Zanoli, può solo crescere.
date a Spalletti quello che è di Spalletti per fare il calcio che vuole Spalletti. Spalletti ce lo spieghi qual è il calcio che vuole fare, perché adesso non si è capito, sinceramente, perché un po' vogliamo tenere palla, però se non teniamo palla poi dopo pigliamo gol e poi in attacco vediamo che succede, la pallata, però la pallata isolata, e lui dice no, siamo più bravi quando palleggiamo. Che gioco vuoi fare? Vuoi fare un gioco alla Klopp o vuoi fare un gioco alla Sarri? Questo ibrido ogni tanto funziona quando hai dei colpi di giocatori che si svegliano la mattina, Fabbia ti fa gol da fuori, Zielinski, Insigne sta di vena, o fai giocare Mertens e ti risolve la partita. Altrimenti serve una bella identità così, e se l'identità è quella di fare più fisicità e fare la lotta, perché Spalletti vuole questo, gli si comprassero i giocatori importanti di questo livello, se si possono trovare. Stanco di ripetere le stesse cose ogni settimana, vorrei sapere la stampa napoletana ora che fa. Spalletti out non si può dire perché lo avete incensato finora disonesti. È chiaro quello che dici, Led Snake. Il problema è proprio questo, è che ci si sono fatti debiti con la bocca. Vi ricordate la frase questa partita, frase che ho sentito spesso, l'anno scorso non l'avremmo mai vinta? Quante volte l'abbiamo sentita quest'anno dire questo tipo di partita l'anno scorso non l'avremmo mai vinta perché grazie a Spalletti eccetera eccetera, e vi siete fatti dei debiti perché avete detto con un allenatore vero rispetto a quella cacchetta che era Gattuso, con un allenatore vero allora lo Lobotka può giocare a pallone, allora era tutto Gattuso che non sapeva fare eccetera eccetera. Mantenetevi più sulla prudenza e fate meno brutte figure, perché se adesso Spalletti dopo tutto questo incensamento è stato incensato, non arriva ai punti di Gattuso dopo i cataclismi che sono successi anche l'anno scorso, due riflessioni andrebbero fatte in generale. Fab, sono a New York, ti saluto. Sei iscritto al canale, iscriviti al canale che ti diverti con me. Io poi sono gioioso nelle mie critiche. Secondo te una rappresentanza dei giocatori dovrebbe presentare le scuse ai tifosi per queste ultime prestazioni che hanno buttato a mare un intero campionato? Gigi, è un discorso secondo me non sbagliato, sono gesti che i tifosi apprezzano quando i giocatori ci mettono la faccia. Sicuramente qualcuno farà sui loro social, credo, no? Non lo so, e di solito si fa sempre. Vediamo se lo faranno quest'anno. Vediamo per esempio il capitano, se posta la sua solita, il capitano di solito posta la foto della squadra. Vediamo. L'ultimo post è di 5 giorni fa. Quello di ieri è stato un colpo duro per tutta la squadra, ma soprattutto i tifosi che ci hanno sostenuto. Adesso a testa alta non molliamo fino alla fine. Questo scriveva Insigne 5 giorni fa. Poi ci sono delle storie e ha ripostato il gol e Marco Insigne, fratello, ha ripostato il fatto che ha raggiunto Marek a 121 gol e non ci sono prese di posizione sulla partita, ma sicuramente qualche giocatore lo farà. Vorrei sollevare una questione che mi preme molto. Vai Francesco, spero di beccare tutti i tuoi messaggi. Vai tranquillo. Sono scorruti i messaggi, stanno scorrendo tantissimo. Colpa mia, sono andato lungo. Recuperiamo tutto, voi lasciate i like. Solo con Benitez inizierebbe un nuovo ciclo. Sergio, Benitez è uno di quelli che noi conosciamo, ma ci sono tantissimi allenatori. C'è la scuola degli allenatori tedeschi che è molto interessante. Ci sono allenatori italiani che sicuramente hanno talento e hanno idee. Benitez è quello che conosciamo e Benitez ci ha anche indicato la strada. Ha detto facciamo struttura, facciamo il settore giovanile come si deve e facciamo più strutture e vedrete che il progetto, il business plan cresce eccetera eccetera. Non si può fare. Benitez se n'è andato al Real Madrid. Cioè lui ce l'aveva indicato pure la strada, se noi non la seguiamo come possiamo richiamarlo? Dobbiamo prenderne un altro che non ha di queste pretese e sperare che ci vada bene. Gennaro,
E ti sembrerà paradossale. Io sto facendo una riflessione su Spalletti, però anche lui, io gli ho visto dire delle cose che ha provato a cambiare la nostra mentalità, eccetera, eccetera. Spalletti è un allenatore che ha esperienza. Questo non si può mettere in dubbio. Ha più esperienza di Gattuso, ha più esperienza di Italiano, ha più esperienza di De Zerbi, eccetera, eccetera. Se Spalletti ha capito che questa squadra, blindando la difesa, eccetera, eccetera, perché la coperta è sempre corta, quindi non siamo scintillanti in attacco, però prendiamo meno gol. Ultimamente non è proprio così, però siamo arrivati a questo punto perché ci siamo mantenuti con una buona difesa. Se a Spalletti gli hanno chiesto io devo andare in Champions, costi quel che costi, e Spalletti ha individuato, ci ha pensato, ha detto ok, se gioco spumeggiante mi prendo gol, così vediamo se qualche pareggio invece di sconfitta riescono ad andare in Champions. Se Spalletti va in Champions va confermato, la società lo deve confermare. Noi tifosi possiamo essere delusi, non ci piace il gioco, non ci piacciono le scelte, eccetera, eccetera, ma la società dovrebbe essere coerente e confermare per l'obiettivo raggiunto, che era quello della Champions. Non c'è dubbio, è il dopo che a me interessa. Vedi che bello, Sandra Regina da Silva, benvenuta. Così si fa, ci si iscrive al canale. Se la società dice guarda, questo allenatore è un allenatore che tutti gli anni mi porta in Champions, che cosa ti serve l'anno prossimo, visto che non c'è Insigne, non c'è Mertens, non ci sarà chissà Ospina, cose, si devono valutare delle cose. Quali sono i giocatori che ti servono per forza? Con chi devi sostituire così per andare in Champions l'anno prossimo? Quest'anno la riflessione deve essere: quest'anno è stata una Serie A mediocre e scandalosa. L'anno prossimo, se la Lazio si rinforza, se la Roma si rinforza, se l'Atalanta non molla e se la Fiorentina cresce, sei in grado, Spalletti, di raggiungere la Champions? Che cosa ti serve se queste 4 sorelle fanno il loro dovere? Così. Se invece tu levi a Spalletti da mezzo e ricominci da capo, ragazzi, ma la continuità, i progetti come si costruiscono? Come si fa? Non lo so. È mancato il veleno. Per me non serve sapere in and out se poi il tuo capo sarà sempre il primo a convincerti a non vincere nulla, perché lui ci guadagna di più ad andare in Champions che a vincere uno scudetto. Io non lo so se lui ci guadagna di più ad andare in Champions, amico mio. Io so che se arrivi secondo, primo e terzo è meglio che arrivare quarto, come proprio soldi che ti dà la Serie A e come diritti TV che puoi chiedere l'anno successivo. È meglio arrivare primi, anche per una questione economica. È ovvio che se arrivi primo, i giocatori che confermi quando ti vanno a bussare per i rinnovi, eccetera, eccetera, ti chiedono più soldi. Questo è indubbio. E se tu non sei disposto a fare, però, secondo voi non se lo toglierebbe lo sfizio di arrivo primo? Il problema è questo, è che non è una scelta consapevole. Dice io voglio arrivare in Champions, se mi avvicino al primo posto smonto tutto, perché non lo può fare lui. Se ti avvicini al primo posto i giocatori ci credono, no? L'avete letto, dovete credere, c'è il giocatore. Il problema è che a quel primo posto non ti avvicini mai se non fai prima. Questo è. Allora hai capito? È il non fare che ti porta poi a non vincere. Non è il fare, il distruggere, il non voler vincere che ti fa fare delle cose che stoppano la crescita della squadra. È una squadra che organicamente non può. Se poi succedono i cataclismi, ogni tanto uno si affaccia e dice oddio, vertigini, l'Inter ha pareggiato una partita, ne approfittiamo. Ma sono momenti per queste squadre qua e poi si riprendono. I momenti a noi durano di più. Così. Giovanni Prudenzano, secondo te un 10 si può comprare? Stiamo valutando questo Kvaratskhelia, vediamo se il georgiano è potenzialmente un numero 10, nel senso che è un esterno che si accentra. Di solito i numeri 10 li stiamo vedendo sempre più sugli esterni, è più un numero 11 se vogliamo, un numero di quelli che fanno la fascia, eccetera eccetera, però è anche un trequartista. Se tu parli di un 10 puro classico,
come un giocatore dietro la punta, non lo so se è previsto, ma sicuramente dovendo uscire Mertens eccetera, anche Insigne, qualcosa bisogna fare, a meno che non si punti su Elmas, su Gaetano e su Zerbin. Questa partita l'anno scorso non l'avremmo mai persa, e anche Totò credo che si merita un commento memorabellino. Sì. Era un patto, ma non scudetto, un patto per fare eccetera eccetera. Diego Pugliese, spiegateci la media di 1.5 punti nelle ultime 22, e questa è uno di quei dati che stiamo vedendo tutti i mercoledì, Diego, su Caffè Napoli TV, con il lavoro di Antox e di Sasà che noi analizziamo. È una media che ti porta a stare a metà classifica. Se tu c'hai quel trend lì, la media è quella lì e non si scappa. E tu dici è inspiegabile. Ci possiamo mettere le attenuanti di qualche infortunio di troppo, comunque è una squadra che non sta in grande forma in questo momento, quindi qualcuno si può chiedere ma la preparazione è stata fatta in un certo modo, oppure si è scelto di andare fortissimo all'inizio e poi di poter pagare dopo. Anche per quanto riguarda la tenuta fisica, la coperta è corta, non puoi pensare di andare a 1000 per tutta la stagione, oppure puoi pensare di uscire dalle coppe così hai la settimana tipo e non hai problemi. Sappiamo che non è così. Ascoltando l'intervista a fine partita di Spalletti, anche io ho avuto la netta sensazione di un congedo. Io non lo so, sinceramente, se siamo già ai saluti tra Spalletti e la società. Vediamo. La DL verrebbe vincere lo scudetto, sai perché? Il Napoli potrebbe fare come il Lille lo scorso anno, cioè essere un'enorme vetrina. Certo, ma io su questo sono d'accordo. Tu puoi anche dire, immaginate lo scenario, il Napoli vince lo scudetto, ADL si presenta ai microfoni, avete visto? Sono io il vostro scudetto. Può dire così, e può dire tranquillamente, con noi che stiamo ancora festeggiando, ragazzi, abbiamo fatto un miracolo sportivo, roba che accade una volta ogni 100 anni, poi accade 100 anni a Napoli, succede quando arriva Maradona, non è un caso. Abbiamo fatto un miracolo, purtroppo questo miracolo non è sostenibile. Immaginate un discorso bello chiaro di De Laurentiis, non vi aspettate che l'anno prossimo noi possiamo tenerci i migliori, comprarne degli altri, rimanere competitivi per vincere il titolo anche l'anno prossimo. Pensate all'Inter, l'Inter costretta anche lei da debiti eccetera eccetera, si deve vendere Lukaku, si deve vendere Hakimi, li sostituisce, prendono Dzeko, prendono Çalhanoğlu, prendono Dumfries, tutto a posto, però sulla carta si erano indeboliti, ok? Quindi anche l'Inter ha dovuto fare un discorso proprio chiaro, dice, noi ci proveremo. In Italia Dzeko, Dumfries e Çalhanoğlu fanno ancora la differenza, quindi l'Inter è rimasta forte e competitiva. Perdono Conte, Inzaghi, fame e crescita. Il Napoli dovrebbe fare questo discorso qua, ci è andata bene, abbiamo vinto, esultiamo, vediamo l'anno prossimo che succede, se non capirete che è stato un miracolone, non ve la pigliate a male, però abbiamo vinto senza Maradona. Sarebbe un discorso che secondo me il tifoso apprezzerebbe tantissimo, ma non lo fanno, non lo fanno. Qualcosa si è rotto nello spogliatoio, i giocatori non sembrano lottare per un obiettivo, sembrano essere assorti nei loro pensieri, senza grinta, senza carattere. Questo è difficile ovviamente da valutare, la grinta, il carattere eccetera eccetera, io ve l'ho detto, non l'ho vista dei giocatori, una squadra che si mangiava l'erba con la voglia così come per esempio stiamo vedendo in queste partite la Salernitana. La stessa Salernitana, la voglia di mangiare l'erba qualche volta ti fa vincere, qualche volta hanno perso e hanno pareggiato. Quindi quello non basta, però vederlo dà soddisfazione. Io ho visto i tifosi del Venezia che esultavano anche quando la squadra stava perdendo eccetera eccetera, squadra che stava retrocedendo, tifosi della Salernitana in festa allo stadio. Il tifoso poi apprezza quando vede l'atteggiamento, mi rendo conto. Ti dico la verità, darei tanto per tornare al Napoli neopromosso in A quando si lottava e si buttava il sangue sul campo. Vedi, questo è il discorso che stavo facendo. Proprio il discorso che stavo facendo.
Forse adesso qualcuno capisce che il portiere deve fare il portiere e non il centrocampista che vuole fare passaggi e passaggelli. Ma amico mio, qua non stiamo parlando che lui voleva fare un passaggio complicato oppure ha tentato il dribbling eccetera eccetera. Si è addormuto, diciamoci la verità, si è addormentato, ha preso il pallone, se lo stavano scambiando e stava rilanciando, cioè alla fine stava facendo il rilancio lungo che i portieri devono fare e che noi tutti ci auspichiamo, meno fazzoletto di Sfacemma, che è il fazzoletto di cui si parlava l'anno scorso. Abbiamo preso più gol non facendo il fazzoletto che facendo, ma sei addormuto, cioè è proprio un momento, sai, che vieni meno mentalmente, un momento di deconcentrazione, non ti accorgi che l'attaccante sta più vicino di quanto dovrebbe e ti sei fatto autogol, praticamente autogol. Ciao Mario. Un brand di moda, un brand che fa la pasta, porta il lato emotional del suo brand, guarda un po'. Perché non può fare una squadra di calcio che campa sulle emozioni? No, ma questo è senza dubbio, si dovrebbe fare. E mo che facciamo con il Sassuolo dopo questo ritiro? Vediamo, amico mio, vediamo, perché il Sassuolo è una squadra che gioca a calcio e ti può mettere in difficoltà. Sicuramente è un match interessante. Siamo passati da Napoli-Verona a Napoli-Empoli, andate e ritorno, tutte e due, bravo lui. E questa è la considerazione, capito? Perché Napoli-Verona deve essere considerata una partita speciale dove è successo qualcosa di particolare? E allora oggi che è successo? Non sono d'accordo, sforzi economici sono fatti per Ciuchi, Osimhen, Manolas, ma non hanno dato come speravano e costati. La realtà è che è uscito Mertens e è mancato uno con la cazzina. Il fatto di Mertens, ok, ma non può essere un solo giocatore che ci mette la cazzina in campo, cioè deve essere tutti quanti, non può essere che poi esce Mertens e siamo usciti tutti quanti. E là diamo un po' di responsabilità anche ai giocatori, perché stai vincendo, hai preso un gol e c'hai tutto il tempo per rimetterti a posto, eccetera, eccetera. Gli sforzi economici per Ciuchi, Osimhen e Manolas, sì, per Osimhen specialmente, perché Ciuchi lì c'era un'idea, ragazzi, si spendono questi 40 milioni, lo inseriamo piano piano, c'era Ancelotti, c'era l'idea che magari Insigne non faceva più parte integrante del progetto, cominciamoci a prenderci il Ciuchi, eccetera, eccetera, e va bene, ma 40 stiamo lì. Osimhen, secondo me, ha dimostrato di valere quanto è stato pagato, se non di più, perché non possiamo adesso considerarlo un brocco perché non ha fatto una grande partita oggi. Si parlava di 150 milioni fino a ieri, quindi non possiamo considerarlo un brocco. Manolas no, Manolas fa parte di un discorso con la Roma, io ti salvo a te, tu mi salvi a me, ci compriamo Manolas il giorno prima che vi dovete iscrivere al campionato, così avete i soldi per fare le cose, state a posto con il bilancio e voi vi prendete di Avarà che a noi non ci serve. A voi vi interessa un centrocampista, eccetera, eccetera. Lì c'è stato un accordo tra le due società. Non è uno sforzo economico, perché poi anche di Avarà l'hanno strapagato, se vogliamo parlare di plusvalenza, eccetera, eccetera. Ma Olas è uno di quelli da cui io mi aspettavo tantissimo e non mi ha dato tutto quello che mi doveva dare. Su questo non c'è dubbio. No, è che Buchiagnere, Mario, ne abbiamo viste delle belle, non è niente però. Cercasi nuova proprietà con un progetto serio ed ambizioso disperatamente. Su quel gol sono scoppiato a ridere. Ma come un po' io, se vedi la reaction è esilarante, non è disperata. Ma che se il tifoso sentisse un discorso del genere è più il rischio che dice vendi e togliti da mezzo, al tifoso medio non è stato un interesse, gli importa solo. E lo so, amico, il tifoso medio ok, però magari, ecco, un discorso del genere è difficile sentirlo oggi, ma se lo fai dopo una vittoria uno ci può anche, capito, almeno mi hai fatto vincere, poi dopo ti togli e ti vendi. Ma il tifoso può anche chiedere vendi e togliti. Il problema è ti comprano e ti comprano di più quando sei in difficoltà o quando hai vinto? Domanda che faccio a voi, perché non è facile la risposta qui. Su 3 allenatori diversi hanno scelto Ospina su Meret, un motivo ci sarà. Dove sta questo acquirente americano? Giuseppe, io appena lo trovo lo porto sul canale, ve lo giuro. Bezos ci compra Amazon.
A Napoli o si lotta per lo scudetto o non ci si entusiasma più. A me preoccupa più questo. Mariano, non solo però i tifosi, un po' anche i giocatori hanno dimostrato questo, che un po' i due sono legati a doppio filo, le due cose, che un po' i tifosi non accettavano più il secondo posto, eccetera, eccetera, secondo posto, e un po' anche i giocatori hanno dimostrato questo. Molti giocatori che hanno fatto parte del ciclo iniziato con Benitez sono andati via, altri andranno via quest'estate, da dove dobbiamo ripartire per questo nuovo ciclo. La società che intenzioni ha? Ma voi vedete che io sto per mettere le cuffiette, lo sapete cosa significa di solito? Lo devo fare anche un cambio per non far, perché sennò finire andiamo nelle chiavi. Vediamo se abbiamo risolto tutto. Voi mi sentite sempre, sì? E benvenuto a Guido Gentile. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Col tuo permesso vorrei salutare tutti i giardinieri. Sì. Permesso accordato. Sono reduce da un breve incontro di lavoro. Prima che qualcuno di voi dice che se ne frega, e sarebbe una risposta del tutto legittima. Per programmare un po' un percorso d'autore che abbiamo iniziato, e stavo scherzando con collaboratori in maniera anche forse sopra le righe, e a un certo punto, mentre insomma citavo a memoria delle cose, c'era un direttore di orchestra che mi ha fatto mi ha dato del tuo, ho detto ma tu sei un fenomeno, ho detto, ho detto noi dobbiamo fare qualcosa insieme, l'ho conosciuto questa sera e ho detto io ce l'ho un'idea proprio al volo, e abbiamo cominciato a parlare, potremmo fare una cosa molto carina, raffinata, autoprodotta. Dice, che cosa c'entra tutto questo col calcio? C'entra perché sono in grandissimo imbarazzo questa sera, non nei vostri confronti e nei confronti di Valerio. Attenzione, non in difficoltà, in imbarazzo, perché ero un bambino che giocava con le costruzioni, sono stato un adolescente che ha giocato con qualcosa di un po' più costruttivo, e sono un uomo di mezza età che continua a giocare nel senso nobile, nel senso che costruisce. Non ho mai pensato quello a qualcosa in più di me, quello fa male. Io ho sempre detto, per mostrare qualcosa faccio io una cosa in maniera diversa, senza criticare gli altri, e poi spetterà al pubblico dire no, mi piace più la conversazione con lo stile di Guido piuttosto che un altro. E quindi sono in imbarazzo perché dovrò comunque, forzando il mio carattere, la mia storia, qualche parallelismo farlo con quello che è stato detto anche quest'anno, con quello che ho detto io quest'anno, che mi serve non per dimostrare quanto sono bravo, non mi interessa, tra l'altro il calcio non mi dà da mangiare. La sfida è del tutto intellettuale del calcio tra Guido e il campionato, e quindi io poi imparo in base al campionato, non devo dire sono più bravo di Tizio e Caio che non nomino. Ecco, scusate questa lunga interruzione perché sono veramente in imbarazzo. Perché a me interessa, il campionato del Napoli è finito per quanto riguarda Guido Gentile a Cagliari. A fine campionato avrò sbagliato di un punto, due, una squadra piuttosto dell'altra, però consentitemi, insomma, a fine campionato il 99,99% delle situazioni, no? Anche quest'anno le ho beccate. Poi entra qualcuno, perché una volta uno mi definì il Gentile, solo Paolo Mereghetti in Italia ha il carisma, l'importanza di essere ormai un sostantivo, il Mereghetti. Io non ho quella carriera, e l'ha presi a ridere, che dia il Gentile, perché lui pensava allo scudetto. A noi interessa sapere, visto che sono qual è il futuro l'anno prossimo, e vengo al dunque. È stato molto sbagliato, secondo me, analizzare il finale dell'anno scorso in chiave Napoli-Verona. Era un finale ottimo del Napoli. Certo, quel punto gli è costato la qualificazione Champions, che sono cose importanti, partecipare a una competizione piuttosto che nell'altra, soldi o meno, e non lo sminuiamo. Però il finale è stato un finale grandioso, in crescendo, 43 punti sono tanti, negli ultimi, abbiamo fatto vedere le altre volte, parecchi campionati, il Napoli non ha mai superato la soglia dei 40 punti tra il girone d'andata e il girone di ritorno. È importante vedere come imparate questo nuovo concetto, come una squadra finisce, a prescindere dai cambi di allenatore, il campionato.
Quindi era un finale in crescendo con, diciamo, l'amarezza che all'ultimo miglio, proprio all'ultima partita, non è data la zampata. Però quella zampata non significava aver fatto malissimo, anzi il Napoli aveva fatto benissimo. Ci sono anche delle partite dove dovevamo ampiamente recriminare, no, Caio? Quindi il cambio dell'allenatore ci ha molto entusiasmato, ha migliorato alcune cose, però Spalletti è continuato sulla scia di quel percorso. Cioè il Napoli aveva finito con tante partite, ha perso a Genova la quarta partita e poi non ha più perso per 15 partite. Lo aveva anche detto Spalletti, no? Io parto da lì. E quindi è molto pericoloso quando io vi ho detto il Napoli adesso è chiamato solamente, forse ci andrà in Champions, forse no, secondo me sì, perché gli altri non riescono a fare tutti questi tanti punti, ci va, verrà superato dalla Juve. Ho detto la cosa importante adesso è finire in maniera decorosa, ve lo dissi domenica scorsa, che il Napoli prendesse a Empoli, sono settimane che io lo dico a Valerio, non perché porto Iella, perché a questo punto i tifosi degli Empoli direbbero Guido porta fortuna, l'abbiamo già fatto così. È talmente idiota nel 2020 fare un discorso del genere. A noi interessa sapere, appunto, intanto chiudere in maniera dignitosa, qual è il percorso, perché è il percorso che innanzitutto condiziona e su cui si basa l'inizio, il girone di ritorno, il girone di andata dell'anno prossimo. Quindi quei tifosi che adesso dicono no, mi interessa più, questo campionato è già finito, state sbagliando perché è molto importante il girone di ritorno, e bisogna sempre vederlo in quest'ottica piuttosto che soffermarsi al Gattuso out, al punto, sempre al particolare, al filo d'erba. Ed è molto pericoloso quello che sta succedendo, perché il Napoli sta andando malissimo e da tante partite. Ed è molto pericoloso perché l'analisi è sempre la stessa dei miei colleghi. Eccola, lunga e noiosa, e mi scuso, non era autoreferenziale introduzione. E non li voglio citare le infinite frasi che abbiamo sentito, perché vedete, cambiano gli allenatori, cambiano tutto, però non cambiano le situazioni, non cambiano manco le frasi, no? Si passa dallo scudetto a... Ho sentito brevemente un pezzo di una piccola trasmissione perché stavo appunto al lavoro e che un collega ha chiesto il licenziamento di Spalletti. Quindi ci risiamo. Ci risiamo. E che cosa non è cambiato in questi anni? Perché è cambiato Bigon, è cambiato Marino, adesso c'è Giunto, non è cambiata la società. Ragazzi, dobbiamo accettare il fatto che questa società, tra il passaggio tra Sarri, maestro Sarri, e il primo Ancelotti, ha raggiunto il top di quelle che sono le sue potenzialità o le sue possibilità o le sue volontà. Qua, come vi dissi io, filosoficamente io non contrasto con Aurelio De Laurentiis. Semmai poi, una volta che lui dichiara degli obiettivi, possiamo analizzare con onestà logicamente se tutto quello che viene fatto sono coerenti con gli obiettivi. Però per quello che stiamo vedendo ha raggiunto il massimo. D'altronde io l'altra volta sono stato severo, ho detto per me è totalmente fallimentare anche se il Napoli fa 79-81 punti, perché guardo la stagione. Nella stagione noi non abbiamo messo dei tasselli che, ragazzi, vi faccio un esempio di un tassello che in Italia viene snobbato e che nelle società moderne diventerà business. Togliamo oltre il calcio la bellezza dello sport, sapete qual è? Le squadre femminili. Noi abbiamo fini intellettuali di sinistra, tifosi della Juve, che dissero che non lo guardano le donne, che sono ridicole. In Spagna le squadre di calcio femminili stanno facendo 92.000 spettatori al Camp Nou. Non una volta, non due volte, ormai è la base. E nei mondiali hanno fatto il tutto esaurito. Lo so che noi in Italia siamo dei rozzi, misogeni, ignoranti, volgari, perché abbiamo gente che si spoglia, che urla, Hulk, figli di note soubrette, di come... ma siamo lenti a capire. Il futuro è... Allora il Napoli non ha manco una squadra femminile. Allora se il Napoli dice arriviamo quinti, non abbiamo fatto lo stadio, non abbiamo fatto il museo, non abbiamo fatto il settore generale, però per esempio il Napoli ha acquisito la squadra femminile perché ha capito che quello è un settore sportivo, economico, di prestigio, di marketing del futuro e non si può continuare a ignorare. No. Ha detto ecco perché valuto la stagione ed è un asset, si dice in economia, no? Una facility, se volete, strategica, è diventata strategica.
che sta non esplodendo, che sta raggiungendo numeri da big, non da calcio maschile, da big del calcio maschile, e noi siamo non lenti, non ci interessa proprio nel calcio perché oggi andiamo in ritiro e quindi siamo in questo loop che io definì come il giorno della marmotta, no? Come il famoso film Ricomincia da capo con Bill Murray. Noi dobbiamo vedere la prossima stagione, quello che interessa ormai si spera che Napoli faccia questi 4 punti tra Genova e Spezia, perché le prossime 2 rischiamo schiaffi, e vada in questa Champions e poi dissi per fa cosa? Vedi, per confermare questa cosa, questa giocatrice Alexia vale Messi, ti scrivo da Barcellona ed esattamente come dici. Assolutamente. Male i miei colleghi misogini, miopi, Ronaldo, il mondo va avanti. Sono 2 anni che l'Oscar lo vince una regista donna, era grave che prima venissero ghettizzate, ragazzi. Era sbagliato prima, non è la notizia oggi, siamo arrivati in ritardo. Ho detto, allora, con questo non è che non dobbiamo guardare più il calcio maschile, però per dirvi, una cosa in più, io nella stagione la volevo, una qualunque, no? Che può essere un faro, una cosa in più. Allora dice, vedi, quest'anno noi abbiamo fatto 79 punti, andiamo in Champions, posto 77, però la società ha fatto questa cosa in più. E ripartiamo da una cosa in più. Lancio un'altra proposta, visto che non è mai stata nominata e conoscete quanto io sia aperto a tutto. Ecco, il calcio femminile è un settore in grandissima espansione logaritmica, non più una partita all'evento, ormai ha una certa costanza e diventerà sempre di più interessante. Con questo non significa buttare via i maschietti. E il mio auspicio è che le donne, se dico femminucce, la mia compagna mi rimprovera, perché io lo dico come maschietti in senso affettuoso, non chiaramente dispregiativo, non prendano i vizi del calcio maschile, perché non rovinatelo. Sono stato lungo, scusa Valerio, poi forse anche disordinato, niente collera oggi, non attacco nessuno, secondo me anche sbagliato dire i giocatori ci devono chiedere scuse, a questo punto anche i colleghi perché la Roma era la partita, no, nessuno deve chiedere scusa, serve un po' di serietà, calma, però bisogna capire l'anno prossimo che campionato ci aspetta. Io vi ho detto che mi aspetto un campionato tra i 55 e i 62 punti, non lo sto dicendo no, questo campionato per me è andato, ragazzi, occhio. Però serve adesso capire quali sono le prospettive, perché se si guarda la sconfitta di oggi, ampiamente annunciata, cioè il Empoli non vinceva da Napoli, abbiamo detto vincerà col Napoli, poi finisce il campionato, era già salvo anche con questo. È chiaramente una sconfitta storica, vergognosa, tutto quello che vogliamo dire, perché poi pochi gol, cioè in pochi minuti tanti gol, però non è grave quanto una prospettiva di un futuro molto meno che mediocre, di totale nullità nella classifica. Questo mi preoccupa molto di più della sconfitta. Scudetto noi non lo dovevamo vincere la prima giornata. Liberi colleghi di dirlo per settimane e si passa dallo scudetto, la migliore rosa dell'era della Rentis, a licenziare Spalletti, cioè follia pura. Almeno io ho avuto la mia coerenza dall'inizio, non devo chiedere scusa, però ho detto sono più interessato anche intellettualmente a concentrarmi sull'immediato avvenire piuttosto che su questa singola partita che era ampiamente prevista perché è frutto di un percorso. Sì, Guido, allora nel frattempo io ho salvato un po' di messaggi che leggevo scorrere e li prendiamo uno per uno. Mi piace quello che vedo in chat, cioè, perché abbiamo fatto un discorso che poi uno non si trova impreparato quando no. Succedono delle cose, quindi bene sotto questo punto di vista. Angela ti chiedeva, insomma, tra il serio e il faceto, posso farmi 15 minuti di collera invece che uno, visto che è stata particolarmente delusa, e ti voglio portare due messaggi, un altro memorabilio. Sì, questo... nel senso che è la parte umana che non dobbiamo perdere lo sport, questa trovata, chiamata che volete, che io dissi del minuto di collera, è un po', poi mi faccio i fatti miei, il fratellone maggiore che vuole proteggervi e non farvi soffrire tanto, ma siete liberi.
La cosa importante è non farvi strumentalizzare da determinate dichiarazioni nel corso degli anni. Cioè, quindi, nuova cosa, va bene anche più di un minuto di collera, ma che sia un collera o tristezza, che sia un alveo personale, e quello è rispettabilissimo, e quindi nessuno di noi può, che sia Angela, che sia Giovanna, che sia Rita, che sia Fabio, che sia chiunque, ma per carità, io non ho mai imposto un gusto nel cinema, figuriamoci se impongo qualcosa nel campo, mai proteggo. Importante è non essere strumentalizzati. Giorgio diceva le sorelle sono 3, noi siamo stati adottati, e fa un po' il paio con quell'altro messaggio che arrivò l'altra punto, settimana. Valerio, mi unisco, adottati e poi ripudiati. pure abbandonati. Sì. E Valentino ti voleva fare i complimenti per l'ultima live di Diamo i Numeri, che io sto ricordando agli amici, il Caffè Napoli TV, che si unirà nella prossima live anche su questo canale. Vediamo di fare una condivisa perché deve arrivare a più persone. È stata bellissima per tutte le emozioni che hanno suscitato. Assolutamente non li posso accettare perché non ho fatto nulla, è tutto il 100% merito loro, di loro tre. Non sono proprio appropriarmi di meriti non miei, ero solo un intruso. Ho risposto con estremo piacere, chiaramente un invito di persone così belle e preparate, ma ragazzi, non mi date meriti che non ho. Mi interessa che, insomma, che ci sono delle persone che hanno accettato questa idea nuova di analizzare il calcio. Se sono stato un apripista mi fa piacere, però poi il lavoro è tutto loro, quindi bravi loro, e grazie per l'invito, già li ho ringraziati. Questi sono complimenti che non merito. Allora, ho preso altri messaggi. Però ringrazio questo amico Bellino, comunque è stato molto cortese, non è che... Senza dubbio. Chris, per chiudere il discorso del femminile, ragazzi, che poi è un'altra genialata che ci fa Guido, perché ne abbiamo parlato ogni tanto ma non abbastanza, e leggo dai messaggi che voi invece siete più attenti di molti altri. Mi avete citato nomi di giocatrici che io nemmeno conoscevo. Noi, quando abbiamo invitato, ricordate, il giornalista colombiano, lui è un esperto di calcio femminile in Colombia e ci ha detto di un sacco di cose interessanti. Ci siamo fatti anche consigliare delle giocatrici, perché c'era una portiera colombiana nel Napoli femminile, che però non è il Napoli, quindi ricordiamolo bene. E Chris ci aggiunge: il discorso di Guido non fa una piega. Mio zio Dino Bove, che purtroppo è mancato durante la prima pandemia, è stato tra i fondatori del Napoli femminile, progetto mai appoggiato dall'SSC Napoli. È un'occasione mancata, proprio anche di marketing, come dicevi tu. Sì, nel senso, io non voglio essere preciso. Tu puoi non sposarla dal punto di vista sportivo, nel senso che non ti appassiona. Puoi essere solo un cinico imprenditore, visto che vengono definiti certi personaggi, tra cui il nostro presidente visionario. Detto, io non pretendo che una persona sia animata dal sacro fuoco. Quando a volte accusano De Laurentiis, ma non è un presidente tifoso, è un'accusa sbagliata. L'importante è che sia un bravo presidente, cioè che mette in atto tutte quelle operazioni che un presidente deve tenere sotto controllo, e che di ogni anno si cresca di un gradino, anche mezzo gradino. Un anno è stato un po' più fruttifero, no? Quindi non ti interessa, non ti appassiona, però tu devi avere l'intuizione, la capacità imprenditoriale di capire che adesso è diventato un filone, no? Come il filone cinematografico narrativo, e come prima non c'erano, tranne Alien, no? Sigourney Weaver, le eroine donna. Oggi sarebbe impensabile, no? Abbiamo avuto Rogue One, Atomic Blonde, anzi Charlize Theron ha fatto un Fast and Furious, Fury Road, dove si è mangiato il film. Insomma, non voglio farmi citazioni su citazioni, però se oggi il cinema ignorasse l'idea che la donna non solo è portatrice di talento, ma può interpretare con grandissima funzionalità e carisma ruoli che prima erano tipicamente maschili, con grande successo al botteghino, perderebbe soldini. Detto invece, come adesso, quando prima di Tim Burton i film, e ti invito a vederli, dei supereroi, erano robaccia. Ci sono dei film prodotti per non perdere i diritti della Marvel, dove il Dio del Toro sembra uno zampognaro, fanno sorridere, perché era sinonimo di insuccesso. Oggi è impensabile ignorare i cinecomics, no? Certo. Oggi è impensabile, cioè è già presente, non è futuro il calcio femminile. Oggi è impensabile da un punto di vista sportivo. Non ti interessa, ok? Da un punto di vista del marketing ti dovrebbe interessare, no? Le magliette, e da un punto di vista imprenditoriale
ignorare un nuovo percorso che è il calcio femminile. Poi non lo vogliamo fare, va benissimo, però secondo me è miopia. Sì, e ce lo conferma Fabio, che ringrazio sempre. Ciao Guido, il calcio femminile è avanti, è ADL, out, e qua sull'out ovviamente in queste settimane ci sono varie conferme. Per esempio Francesco ci dice: domanda, con il progetto riconfermato di Gattuso, più amalgamati con più tempo, il Napoli avrebbe potuto vincere lo scudetto in questo campionato mediocre? Secondo me no, per i famosi 7 pilastri che ci mancano, però con Gattuso il Napoli sotto il terzo posto non sarebbe arrivato. Sopra no, perché quelle due può darsi pure, bisogna vedere quanto crolla il Milan. Con il distacco più che altro. Sì, però no, lo scudetto dell'Inter dalla prima giornata ha avuto quella flessione. Io invece anche il giochino, proviamo a dividere 4-4-4 e ogni 4 partite deve perdere una, però poi non le sta perdendo, non è che puoi sperare che le ultime 4 le perde tutte e 4. Alla fine l'Inter forse non ne perde più partite, ne perde una. Quant'è la media? 3,4 le sconfitte di una squadra che vince lo scudetto. Quante ha perso l'Inter? 3. Che ne perda una, che rimanga questo, è perfettamente in media, però poi si va a prendere sempre l'eccezione, no? Milik con la parata di Alisson a Liverpool, Maestro Sarri che ha vinto lo scudetto 83 punti con 7 sconfitte, e siamo bravi a impapocchiare i tifosi prendendo l'eccezione di facendola diventare la regola di uno sport che dura un campionato 9 mesi e mezzo. Ho detto, per me è follia, però bravi loro, anche perché faticano di meno e guadagnano di più. Rossana si spaventa per questi 52 punti citati da Guido. Posso integrare la cosa, Guido, e poi ti lascio la parola. 51, se non sbaglio, è la media prevista dopo le prime 12 giornate, il trend del Napoli. Facendo la media, questa sarebbe stato il finale senza quelle 12 iniziali. Ovviamente le 12 li dobbiamo considerare, ma fanno parte anche di quel trend che ci spiegava Guido del finale di campionato. Poi le cose si assestano e questa più o meno è la media. Però è più lontana, cioè, no, per questo campionato meno male, perché hanno fatto dormire sogni tranquilli, perché avevi un bel bacino di punti in cascina. Però tu non puoi basarti su quello che hai fatto allora, i 91 punti, quando qualcuno ha detto molto più bravo di me il record di Sarri, le sconfitte. In realtà sbagliando, perché il Napoli per 2 campionati e passa non perse, non è con solo il record delle 14 vittorie, perse a Torino, Zazza, e poi da quella sconfitta non perse più fino a Firenze, cioè era la squadra che in 2 campionati fuori casa tirava 4 palloni a tutti. E detto, non è che puoi andare troppo indietro nel tempo, no? Nel senso, devi vedere, prendi degli archi narrativi, degli archi in questo caso temporali, sportivi, non narrativi, perché non stiamo parlando, abbastanza coerenti, che non devono essere a tuo uso e consumo 3 partite, perché in 3 partite puoi fare 9 punti, l'Inter fa 4, vedi, hai recuperato, devi la statistica, lo studio della statistica dello sport. E io vi ho introdotto una cosa molto importante, la tradizione nello sport. L'ho detto, ragazzi, a Empoli, il Napoli ha vinto una sola volta, dice Empoli, uno stadietto, è l'Empoli, ok, va bene. Che ha fatto oggi? Ha perso prendendo 3 gol in pochi minuti. E aggiungeremo una sconfitta a questa tradizione. Quindi poi l'anno prossimo le tradizioni nello sport valgono, e chiaramente non hanno, nel senso puramente statistico dell'inferenza statistica, quella quei calcoli, perché non è il calcolo della moneta, e quindi diventa molto più complesso, e adesso non ve lo posso spiegare per uno studioso come trovare degli stimatori che ti calcolino quanto possa essere valida una tradizione. Lì diventa un lavoro molto raffinato. Perciò io ho detto, io ormai la sfida in questi anni guido contro il campionato, ovviamente non contro me stesso, non sono autoreferenziale, cioè il campionato che io sfido, e a fine campionato vedo, mi ha battuto o sono stato abbastanza bravo, dove posso migliorare, perché posso sempre migliorare, e questo sarà il 22esimo anno, non pochi a questo punto, no. Però dai 52 ai 60, poi ancora non abbiamo iniziato, dice, ma ancora non abbiamo fatto il mercato, bisogno, ragazzi, vedete quanto abbiamo cambiato Spalletti, è molto meglio, perché a questo punto è chiuso, stasera sono lungo nelle risposte e vi chiedo scusa perché ho 1000 cose da fare. È imprudente
offendere le persone oltre che maleducato. Siamo stati 1 anno e mezzo a sentire di tutto, anche questa contraddizione che l'allenatore è più amato e più trattato bene del Napoli, però tutti lo insultavano. Allora la domanda, visto che è stato nominato ancora adesso, cioè la nazionale va male, mai sia Gattuso come un allenatore scarsissimo, e Spalletti quanti punti potrà fare? Più 2 più di Gattuso. Pensate, uno scarsissimo ha fatto 2 punti in meno, speriamo, di Spalletti. È una brutta figura, visto che no? Quindi era meglio no, diciamo, ci salutiamo, qualche colore che diceva, non ti rimpiangiamo, auguri per la tua strada. Invece anche per questo campionato è stato spesso citato, pure per altre partite, non come Gattuso. Oggi Meret ha fatto un gol alla Gattuso out, cioè perché si è fatto un gol da solo. Io non lo crocifisso, Meret. Vi ho detto già la mia, ho detto il Napoli cambierà i 2 portieri perché ormai non c'è futuro, e questa è stata colpa della stampa, non degli allenatori. Abbiamo buttato via, a meno che non rinnova Ospina, ma Ospina c'ha sirene. Ragazzi, dobbiamo dirci una volta per tutta, questo snobismo delle coppette è follia, perché nello sport devi vincere oltre che guadagnare, chiaramente. E a questo punto la squadra che pure vince qualche coppetta ti dà l'idea, forse può puntare allo scudetto, però un giocatore viene in una squadra e dice, beh, comunque una Coppa Italia la portano a casa, una Supercoppa, fanno semifinali di Europa League, quest'anno hanno fatto i quarti di Champions League, 8 punti dallo scudetto. Allora un giocatore viene a Napoli, vi ho detto, che viene a fare? Certamente non viene a vincere manco le coppette, perché noi colleghi, cioè noi giornalisti, li definiamo coppette. O scudetto, passiamo dallo scudetto a licenziare gli allenatori per grande coerenza. Allora intanto portali a casa quelle coppette, perché significa che tu sei una società che qualcosa vince e un giocatore viene sapendo che qualcosa si vince lì. Poi il passo grosso, però il passo grosso lo fai con i passettini, invece noi vogliamo fare il passo grosso. L'Europa League non serve a niente, le coppette sono coppette, la Coppa Italia è una coppetta perché non ci piace la formula, però dobbiamo vincere, siamo in Napoli. Infatti ho citato subito, mi hanno citato la finale di Europa League dell'Inter che perde, e quello è un passaggio che poi ti porta a crescere e ti imponi poi dopo sul campionato. Esattamente, non è un fallimento, sono passaggi, però con i portieri noi da una grande tradizione siamo diventati grandi mangiatori di portieri, perché Raffaele non era male, quello è citofono, quello Re è citofono, Portiere del Palazzo. il Palè, e l'abbiamo pagato un sacco di soldi, e sarà una grossa minusvalenza. No, minusvalenza no, perché ormai questo è il 4º anno. Ancelotti primo anno, Ancelotti secondo anno con Gattuso, il 4º anno. Quindi è stato ammortato, sì, come dicono. Non dicevo una sciocchezza, però chiaramente non è che lo venderai a 50 milioni. Sicuramente. E capace che inizia un giro di prestiti infiniti, no? Nel discorso dei singoli, Erwin ci dice: per me Malquit, Meret e Zelo se ne devono andare, abbiamo avuto sempre problemi quando ci sono, e io ci metterei anche Petagna che non è da Napoli, quindi in questa fase ci sono ovviamente dei tifosi che individuano in alcuni singoli le problematiche poi del Napoli. Guido, a me un nome ovviamente tra questi risulta più importante di altri, che è Malquit, perché mi porta alla riflessione: il terzino sinistro, ci serve il terzino sinistro, e scopriamo che se Di Lorenzo viene meno per un infortunio e non per sostituzione, Spalletti decide di far giocare Zanoli post gastroenterite che non si era allenato. Ci mancava il terzino destro, cosa che almeno nel caffè Napoli 1926 Guido e Valerio, numeri alla mano, proprio numeri precisi alla mano, sottolineavano con grande serenità, senza offendere nessuno, a partire da Malquit. Però cioè, anche i numeri, che dovrebbero essere abbastanza, diciamo, democratici, no? Poi evidentemente vengono analizzati, a parte riportati in maniera molto disordinata. Passavano 5 minuti, 8 minuti, 20 minuti, dice, mamma mia, manco su quelli ci mettevano d'accordo. Sì, tra l'altro Di Lorenzo che doveva tornare a giocare con la Fiorentina o la Roma invertendo partite, anche questo, cioè, ti fa capire che un ambiente che avrebbe bisogno anche di crescere, nel senso, il procuratore, io non attacco nessuno, può dire quello che vuole, chiunque può dire quello che vuole, io sono veramente un liberato democratico, però lì un collega deve dire sì, lo spichiamo, però un po' di prudenza, a meno che tu non sei diventato immediatamente super ortopedico, caro
non lo voglio nominare, no? E invece ti stai zitto, l'ospite, e i tifosi, vedi, torna a fare come Osimhen, torna una settimana, vi ricorda, torna subito, poi la maschera, poi Zorro, e intanto ha saltato 3 partite. Questi sono i nudi fatti, ma perché una distorsione del ginocchio lieve, che era la tibia, anche lì altri gol. Un mese, ragazzi, un mese, e cioè quello è fisico, e parliamo di una persona iperallenata, perché se ce lo facciamo noi è molto di più. Le moderatrici sono bravissime. Mettiamo i like. Che ci vuole, dico io, veramente non so. E Angela ti chiede come ti spieghi le sostituzioni di Mertens, Insigne e Lozano erano gli unici che potevano stare vicino a Osi. Da quando sono usciti Victor è rimasto solo come sempre. Quindi andiamo un pochino all'analisi della partita nello spicciolo, se vogliamo. Me lo spiego come è sempre molto pericoloso poi alleggerire in maniera così drastica l'attacco, perché in maniera proprio anche naturale, non per mancanza solo di personalità o di altro, la squadra poi abbassa parecchio il baricentro, ma quel famoso Inter-Juve, a prescindere dagli orrori di Orsato, che ha chiesto scusa poi anni dopo, però ci furono delle sostituzioni che non ci convinsero, e anche lì abbassassi il baricentro. Io non sono un allenatore del Napoli, me ne spiego che poi col senno di poi, guardando la partita comodamente in casa, in salotto, quello che volete, dice è sbagliato. Però anche qui nella storia del calcio di alto livello, di tante partite che uno può memorizzare, spessissimo e volentieri abbiamo visto che quando uno ci sta la stanchezza, però quando tu lo fai con una certa ricorrenza e con troppi giocatori, e quest'anno andatevi a vedere quante volte ci è costato punti questa leggera, oppure siamo arrivati, dice Mavetti, sei arrivato a soffrire con questa squadra che nelle basse parti della classifica, con questo 1-0 risicato. Chiaramente non mi è piaciuto, mi sembra quasi aver accontentato, a parte la mancanza proprio di giocatori. Me lo metto Mertens dall'inizio, mannaggia, stavamo vincendo 2-0, quindi non è che va tanto male, cioè 2-0, quindi il famoso equilibrio e famose sterilità in attacco non andava male. E certo il Napoli è scomparso perché ha preso una marea di tiri e di azioni in quei pochi minuti, cioè quello è il punto, non è solo il fatto di gol, azioni un po' a volte anche di foga, cioè, è proprio scomparso tanto è vero che l'Empoli ci supera come XG, cioè. Ma tutto in quel quarto d'ora. Poi come brillantezza, a me non sembra un giocatore finito Mertens. Mamma mia, sta in una forma smagliata, cioè in una squadra, io questa è stata la mia riflessione, una squadra che era comunque larga, sfilacciata, lui riusciva a venire in mente e in mezzo e creare quei pericoli per gli avversari che poi li tengono anche sul chi va là. Non c'è proprio niente da. Una squadra che vuole vincere lo scudetto, come è stato detto fino a poche settimane fa dal 99,% della stampa e dei colleghi napoletani, tranne Paolo Del Genio e Guido dall'inizio, cito, no? Ripudia, visto alcune frasi, e rinuncia ripetutamente a Mertens. Mi sembra illogico. È strano. E continua a segnare con pochi minuti nelle gambe, nelle partite. Cioè io vi ho detto, questo non gli farà 150 perché giocare a pochi minuti, li avrebbe fatti e superati proprio tranquillamente, perché ancora la vede la porta, c'è ancora una spina nel fianco, e poi alleggerisce il peso a Lorenzo, Insigne, e chiaramente Osimhen ne predica meno nel deserto. Ci sono un po' di rumori. Sento un pochino di rumori. Me ne spiego male, nel senso, per risponderti, cioè, è chiaro, però col senno di poi non paiono indovinate, però non è solo oggi e non è solo il Napoli, generalmente non è mai bene alleggerirlo così tanto, no? Poi tra l'altro non parliamo di giocatori vecchissimi, ragazzi, ci sta l'Inter e il Milan che hanno 200 più anzianotti di RIS, e molte partite se le fanno fino all'ultimo minuto. Guido, dammi per sfizio una botta al tuo microfono o qualche cosa, perché c'era un momento di interferenza. Ecco, come va? C'è un pochino di ritorno di cavetti, secondo me.
Leggo questo messaggio di Fabio che però non richiede commento, è su uno sfogo. Va bene le analisi con tutto il rispetto, ma oggi si devono vergognare, devono chiedere scusa a tutta la città. Rispetto, amico mio, sì, è chiaro, siamo tutti amareggiati, ma noi l'unica nostra salvezza è fare le analisi per non farlo succedere dopo. E non parliamo solamente di analisi tattica di campo, parliamo di analisi di momenti, se la società può fare qualcosa di più, se l'allenatore può avere un atteggiamento diverso, se i giocatori devono fare di più. Che loro immagina questo scenario insieme a Guido. Adesso Insigne fa una conferenza stampa da solo, chiedono scusa a tutti i tifosi, ci siamo vergognati. Che cosa cambia la prossima volta? È una soddisfazione personale. Bravissimo Valerio, hai colto il punto, quello che in questi mesi ci siamo detti. Punto primo, non perdiamo insomma anche la prospettiva della vita. È vero che esercizio del potere, è vero che girano tanti soldi e tantissimi debiti, però per noi è un gioco, uno sport, emozione, come le bellissime lacrime di Angela, bellissime, ci dispiace che Angela 15 minuti di tristezza, però bellissime perché è l'aspetto umano di questo bellissimo sport, attenzione, perché però scusa di che? Tu vai in campo, gioca con impegno, perché alla fine, a parte qualche grande bandiera, qualche grande emozione, ci sta benissimo che siano i professionisti, come una persona può essere un medico, un dentista, no? Il dentista deve chiedere scusa di che, no? Ma soprattutto quando si ripete, cioè, domenica prossima fai una bella partita, appunto. Le scuse dovrebbero essere, ti ho detto, semmai ecco l'imbarazzo dei colleghi che ma come avete triturato le scatole che bisogna uscire dalle coppe, tutte quelle spiegazioni raffinatissime e bellissime, pure che uno mangia prima, mangia dopo, come si chiama, vi dico là, vogliamo andare a vedere la media punti da quando siamo usciti dalle coppe, pure se il Napoli ha giocato solo la settimana tipo, è mortificante. Perché è mortificante? Vogliamo essere cattivi, una volta io non lo sono mai. Cara collega, falla a me eretto quella domanda. Usciamo dalle... Vedi come ti risponde, se era contento di uscire, sapendo che poi non giocava più, sperando solo che non lo spera, perché è un ragazzo d'oro, un professionista serissimo, un ragazzo eccezionale, Meret, sia chiaro, che deve sperare che il collega si faccia male? Chiedila a Demme se era meglio uscire dalle coppe, chiedila a Malqui, chiedila agli altri 11 giocatori che non vedono mai il campo per uscire. Questa è una considerazione perché tutta la giusta. questione come Portaiello, quello là, la vita è tutta una questione di prospettiva. Noi siamo troppo abituati a vedere in maniera molto miope del nostro unico grado di prospettiva, invece ce ne sono altri gradi. Allora, in una squadra sono 25 giocatori, andiamo a vedere il minutaggio. Tu in realtà, avendo più competizioni ad alto livello, ti abitui a vincere, perdere, capire come non perdere più partite di alto livello. Invece ora sono coppette, poi adesso sei uscito dalle coppe, adesso è la spinta per vincere il campionato. Andiamo a vedere la media punti da quando il Napoli è uscito dalle coppe. È più alto o più basso? Eppure Esatto. si dovrebbe essere riposato. Come l'Inter ha giocato la partita infrasettimanale, ha distrutto il Milan e poi vince con la Roma? Ma come? Il collega ha detto che la Roma, la partita chiave era Inter-Roma questa domenica, perché noi era già scontato che vincessimo con la Fiorentina o con la Roma. Di nuovo, qual è la logica? Se la Roma deve andare in Champions e perde a Napoli, e tu non lo stai manco dicendo, dai per scontato, quindi la sua ultima chiamata, non hai detto manco che vincendo a Napoli ce la fa perché la Juve c'ha il vantaggio dei punti e dei 2 scontri diretti, però poi va a perdere a Milano. Ragazzi, non è logico. Però così viene analizzato, non è proprio logico. È successo esattamente il contrario. È molto pericolosa la partita con la Roma perché sarà la sua ultima chiamata, o la vince per provare la rincorsa Champions, o anche se la perde o la pareggia è finita, pareggia ed è scontata che, a parte che l'Inter è più forte della Roma, però io non trovo logica nell'analisi del calcio. Quindi, per rispondere all'amico, no, nessuna scusa, nessuna violenza, non devono chiedere scusa, non devono andare in TV a dire scusa, devono fare i professionisti e chiudere il campionato in maniera decorosa. Semmai la società deve dimostrare di fare un passo in avanti, oppure dice questo è quello che possiamo fare, siccome gli altri sono cresciute, perché sono cresciute intanto sotto, gli altri sono cresciute e ci hanno risuperato e noi dobbiamo serenamente accettare che la nostra posizione è cambiata, come tra l'altro in quel famoso schemetto delle ultime, ormai sono diventato 128-129 giornali, noi siamo quinti in quella classifica dei punti
all time degli ultimi 128 giornate. Quindi non siamo, basterebbe guardare quella, più la seconda, la terza, la quarta forza del campionato. E anche quest'anno, no, alla fine, facciamoci questo quarto posto, perché poi alla fine questo sarà, e avremo superato di un gradino la posizione in campionato dell'anno scorso, dal quinto al quarto, però rimettendoci tanto anche dal punto di vista della crescita ambientale, e rimettendoci anche molte posizioni del ranking UEFA, che non è ancora chiaro a alcuni, perché una persona ti ha scritto nei commenti: Guido, arriveremo terzo. Io ho detto che intanto siamo scesi in 25esima posizione, e ho detto che poi andranno scalati i punti della prima colonna. È chiaro che alcune squadre che ci precedono potrebbero non qualificarsi in Champions, credo che fosse stato chiaro, però nel frattempo nel ranking, quello del punteggio, noi dalla 13esima di Benitez il massimo che abbiamo raggiunto 14, 18, siamo arrivati ai 25esimi, scavalcati dall'Atalanta oltre che dall'Inter, che non raggiungeremo l'anno prossimo perché l'Inter non ha da scalare punti a zero nella quintultima colonna. Invece noi sì. Pensavo, ma non è colpa mia, di essere stato chiaro. Ecco, noi faremo forse questo quarto posto, ma con un grosso crollo del ranking web che ti condiziona poi nei sorteggi, ti condiziona nelle squadre che devono affrontare, ti condiziona Usciamo subito. Usciamo subito. Ringrazio Giorgio Mele per il supporto e la donazione. Non capisco la politica di ADL, è palese che pensa solo ad acquistare a poco e fare plusvalenze, ma perché mai un vero investimento nel settore giovanile? Perché anche nel generalmente sono un uomo che ama fare i cosiddetti mutui, prestiti, eccetera. Le società sono gestite in maniera molto trasparente, onesta, molto liquide, e quindi è una sua filosofia, ripeto, anche qui non la puoi contestare. Quelli che dicono è una filosofia, può essere accettata o meno. Il problema è che nello sport, se vuoi arrivare a trionfare, a vincere, non è mai successo. Cioè nello sport devi investire, che non significa sovrainvestire o sovraindebitarsi, come purtroppo nel malcostume italiano è capitato, altrimenti non colmi quell'ultimo miglio. Però ripetiamolo, è una filosofia che è proprio una sua filosofia di vita, no? Come gestisce le sue aziende, che ha funzionato perché uno, pensate a Cecchi Gori, no? Che poi è andato in bancarotta sia col Genoa che con la Fiorentina. Quindi come possiamo criminalizzare un imprenditore che non ha i creditori che lo inseguono, tutt'altro, paga al giorno stipendi, cose, eccetera. Però, detto, nello sport, che pure se ormai è finanza, che pure esercizio del potere, comunque alla fine palo, gol, traversa, punti, gol, servono dei passaggi, altrimenti non arrivi a colmare quei punti che ti servono, che sono figli di tutte queste politiche, no, di investimento. Dici, sembrano pochi alla fine colmare 6-7 punti, e invece costa tantissimo colmare quei 6-7 punti, e servono tante figure e anche tanti rapporti di amicizia che ti rendono ancora potente, no? Servono tante cose che a noi non abbiamo, ragazzi. Quindi non soffermiamoci solo su quello. Quando io dissi ci sono 7 pilastri che servono per vincere uno scudetto, potrebbero essere 5, ne togliamo 1, 8, però non è uno. Certo, no, è proprio così. E il messaggio di Mauro, che mi era arrivato in sovraimpressione perché ha supportato via PayPal, che ringrazio, me lo sono segnato, lui aveva identificato e ci ha ricordato che proprio Benitez era stato quello che è venuto, e perché rappresenta una rivoluzione? Perché è venuto e davanti ai microfoni ha detto: signori, io voglio fare tutto quello che volete fare, voglio vedere il business plan, e se colmiamo queste lacune, che sono praticamente un paio dei punti che poi alla fine ci hai detto tu, Guido, si può ragionare, si può crescere il fatturato, possiamo metterci davanti delle squadre con cui in questo momento stiamo lottando. Non è un caso, Guido, che all'epoca il ranking era in una certa maniera e dopo di lui a livello europeo perché noi chiaramente non era bello arrivare a oltre 20 punti dalla prima, che storicamente ricordiamo quegli anni era la Juve. Però purtroppo quel percorso è faticoso, no? Quello di gestire una stagione e non una competizione.
E tra l'altro un anno la Juve fece 102 punti, una cosa mostruosa, ragazzi, quindi anche che bella buona che arrivi a 22 punti, ma quelli pure che ne avessi fatti 95 e non vincevi lo scudetto. Però ho detto, noi proviamo a fare, io vi faccio vedere, guardate le partite che ha giocato il Napoli con Benitez, la sua peggiore stagione è la stagione record di tutto il Napoli, la sua seconda stagione è una stagione che noi non abbiamo mai raggiunto quel numero di partite, tantissime, no? Poi ci siamo sempre attestati 48, 49, 50, 48, 49, 50. Noi fece 53 50, il primo anno e 59 il secondo, una cosa mostruosa, veramente ci avvicinavamo alle 60 partite, perché fece i preliminari, tutta l'Europa League, Sì. fino alle semifinali e alla semifinale di Coppa Italia, entrambe le due semifinali usciti per arbitraggi scellerati. Però significa portare avanti la stagione al massimo a tutte le competizioni. Ci sono mancate le due finali, poi ha fatto tutte le partite possibili immaginare ed è pesante, cioè passare da una squadra gestita in maniera provinciale a una squadra gestita in maniera europea non lo fai in una sola stagione, devi pagare un po' di dazio. Però stavi costruendo i mattoncini. Ad esempio, ricordateci, Benitez è un allenatore che ci ha lasciati imbattuti in casa nelle coppe europee. Con lui non abbiamo mai perso il San Paolo nelle coppe europee. Tutti gli altri allenatori, maestro Mazzarri 3-0 vittoria Pisi, anche Ancelotti, no? con l'Arsenal, con maestro Sarri con il Manchester City, con Real Madrid, con l'Ipsia, quante ne con Mosca, quante sconfitte al San Paolo. Che significa tu nelle coppe in casa non puoi perdere mai. Già il pareggio, però non si è mai valutata abbastanza questa cosa qui, che significa avere una certa riconoscibilità all'estero, un discorso molto complesso. No, è vero. Maceri, è vero, non ci qualificammo, è il dazio, no? Però c'erano tanti altri tassellini importanti, no? Un ranking dalla quarta fascia alla seconda, un'imbattibilità casalinga nelle coppe europee, dei giocatori utilizzati in maniera più armonica, c'erano delle cose importanti di totale discontinuità con gli anni precedenti che dovevano continuare. Con Sarri a rialzare, torniamo a Mazzarri, 13 titolarissimi, le coppe non si fanno, cubano pure, eccetera, eccetera, eccetera. E facciamo questo gioco dell'occhio. Arriva Ancelotti e non gli demmo, anche se è stato quasi come Benitez, però non ha avuto quell'impatto, qualcosa non ha funzionato, no? Come Rafa, e quindi è stato molto più breve il gioco dell'Oca, no? Perché con Benitez hai fatto così e poi sei tornato con Ancelotti hai fatto solo così e sei ritornato molto indietro. Questo non va bene. Io andate a recuperare una delle dirette quando poi è stato Inzaghi out, ma come settimane prima ha detto Inzaghi è bravo, uno che fa tutta la stagione, l'ha provato a fare sempre nella Lazio con la squadra corta, e in quest'anno Inzaghi si è fatto la Supercoppa, una Champions League onorevole. Allora Valerio, notiamo che l'Inter a quarta fascia, no, ma Guido era prima grazie al fatto che ha vinto lo scudetto, ma come ranking era una squadra debole, quindi si è trovata in prima fascia in un girone che era molto falsato, perché aveva una prima fascia che in realtà come ranking UEFA non era così forte, quindi la sua competitor, l'Inter, era la terza squadra e quella l'ha superata, tant'è vero che la seconda fascia di Real Madrid è andata prima in quel girone. Comunque ha fatto un'ottima Champions League, è stata eliminata dal Liverpool, una vittoria, una sconfitta, una vittoria, si è fatta tutta la Coppa Italia, sta facendo la stagione. Ha avuto il suo momento di flessione, perché togli Brozovic nell'Inter, togli tanta qualità, però anche i tifosi dell'Inter non è buono, abbiamo preso un pippone, perché siamo portati a criminalizzare letteralmente, scusate il termine, un giocatore, un allenatore per un filo d'erba, quando un campionato dura 9 mesi e mezzo, ma è follia. Altri 2 minuti, poi vi devo lasciare, ragazzi, oggi per impegni, e così non sono lungo e noioso. Assolutamente, quando vuoi, e grazie sempre. Però calma, stasera immagino c'è per alcuni, ma lo dovete scacciare anche un po' di rabbia. Ricordatevi, non dite male parole, cioè noi dobbiamo dare invece un esempio come gruppo di tifose e tifosi molto virtuoso, proprio in questi momenti dove lo scoramento è ai massimi livelli, di dimostrare che invece la strada giusta è quella, no? Di ragionare. Chiaramente uno ci rimane male perché questa è veramente una sconfitta
brutta, storica, molto umiliante. Cioè una squadra che sono 17 partite non vinceva, torna a vincere e poi non vince. Sì, però è in questi momenti dove noi dobbiamo essere più bravi a crescere forse in maniera più veloce di come sta crescendo la squadra e la società, e questa è la grande sfida. Quando le cose vanno bene è molto facile, la battuta, il sorriso, essere tutti felici. Oggi è una brutta parte. E invece niente volgarità, niente condanne da ghigliottina immediate, freddezza nelle analisi, vedere in prospettiva, in futuro legato al passato, perché il futuro dipende da quello che stai facendo adesso e nell'immediato più vicino passato. Cioè questa è la lezione importante, quindi mi raccomando. E con questo mi scuso, devo andare, vi saluto, vi ringrazio sempre per la cortesia, per l'invito, mi raccomando, 1 minuto di collera, Valerio farà una bella analisi domani, ci ragioneremo la settimana prossima, ma questi sono i momenti dove bisogna crescere. Noi non possiamo andare in campo e quindi lì non possiamo crescere. Da fuori del campo il nostro piccolo contributo è crescere in questo, di essere più aperti possibili nelle analisi, non dire quella frase 360 gradi nessuno può essere mai, ma incominciare a essere. Siamo partiti da 1 grado la nostra miopia, è arrivato Guido, ci ha aperto 5 gradi, anche Guido grazie a voi ha aperto nuovi gradi, no? E oggi siamo arrivati a 8 gradi che sono di più rispetto a quello che avevamo come orizzonte all'inizio del campionato. Questa secondo me può già essere una buona notizia. Grazie a tutti. Un bacio enorme a Guido Gentile per la sua presenza, disponibilità anche quando aveva impegni presi in precedenza, assolutamente, e ringrazio. Quindi ci parlava proprio di un percorso, è bellissima sta cosa, perché nella chiusura, come noi parliamo del percorso delle squadre, è anche un percorso del tifoso, capire certe cose, viversi i momenti in un certo il quando, anche il tifoso, il quando. Ringrazio Valentino Siano per la sua donazione e supporto. Nessuna reazione al primo gol, nessuna reazione al secondo, nessuna reazione al terzo. Onestamente questa è la cosa che mi preoccupa. Valentino, vorrò rivedere, non dico la partita, non credo di farcela rivedere tutta la partita, ma rivedrò con attenzione le azioni da gol per capire anche nell'analisi se si poteva fare qualcosa di più, e riguarderò meglio le facce, insomma le reazioni dei giocatori, perché in quel momento io stesso ero tra l'incredulo e la risata nervosa e quindi non ho visto bene, però la reazione anche in campo non si è vista, cioè siamo stati passivi accettando le varie situazioni. C'è stata solo quell'occasione per Zielinski sul finale, che gli arriva il pallone e lui in corsa la lascia a Mario Rui sul piede sbagliato, quindi lì veramente non saprei cosa dirti. Grazie sempre, e ringrazio anche Diego Pugliese ancora. Wolfsburg-Napoli, ovvero cosa potevamo diventare? Sì, ce la ricordiamo tutti quella partita. Nel frattempo che avevo preso altri messaggi, la domanda secca di Filippo: quanti anni credi ADL sarà ancora presidente del Napoli? Ragazzi, se avete dei messaggi specifici per Guido, dove sapete che insomma io faccio difficoltà a rispondervi e Guido può essere più preciso, io vi invito sempre a lasciare un messaggio sotto alla live quando la live è finita, che Guido ci può dare uno sguardo quando ha un attimo di tempo, e sapete che Guido ci dimostra tutta la sua disponibilità. Anche qui Giuliano, vedi, io l'avevo prese, però Guido doveva andare via. Perché a Milano, Bergamo, Firenze, Roma arrivano fondi stranieri, ma a Napoli non accade una cosa simile? Quindi perché è una cosa della città, è una cosa di Napoli calcio che non funziona e non provano a investire? È una bellissima domanda e la rimandiamo. Dopo 20 anni di bilancio positivo di Dela, è diventato senza infamia e senza lode, perché le possibilità le ha avute, perché noi le riconosciamo le cose buone che ha fatto, i meriti che ha avuto della Laurentiis, a rimetterci dove non eravamo più, perché eravamo scivolati insomma nel post Maradona, il Napoli di Ferlarino che scivolava sempre di più nel baratro. ADL ha avuto il merito di prenderci e riportarci senza dubbio, e adesso in questo trend un pochino altalenante, un pochino sul negativo ultimamente, perché ci lascia interdetti il Napoli che ha delle possibilità e non le sfrutta mai, questo senza infamia e senza lode potrebbe anche essere un'analisi corretta,
mentre il Milan siamo sempre sul pareggio, voi me l'avete detto, quindi mi tenete sempre aggiornato. Magari portiamo questa live fino a fine partita del Milan. Quanti terzini destri deve avere? 5? Dai, coerenza, nessuna squadra così cambi in panchina, nessuno di qualità o prospettiva viene a fare la panchina fissa a Di Lorenzo. Antonio, questo è il problema. Tu non ne devi avere 5, ne devi avere uno che però è performante. Ti faccio l'esempio dell'Inter, perché in questo momento l'Inter è la prima in classifica. Hai venduto Hakimi, hai preso Dumfries. Sulla destra si gioca o con Dumfries o ci metti Darmian o ci puoi adattare D'Ambrosio. Vedi che stanno aumentando a sinistra, c'hai Di Marco, c'hai Perisic e ci hai messo Gosens, si può fare così. Allora vedi che lì quelli vanno a fare la panchina, Di Marco va a fare la panchina a Perisic e a Bastoni, sì, e Gosens se l'hanno preso per fare la panchina, perché poi pensano anche in prospettiva. Allora il problema è questo: Di Lorenzo, tu sai che se le fa tutte. Se Di Lorenzo non si fosse infortunato, ragazzi, memoria storica, Napoli-Verona, Di Lorenzo fa una partita, non voglio essere offensivo nei confronti del ragazzo che è Robocop, Di Lorenzo finisce la benzina in Napoli-Verona e noi pensiamo, mamma mia, Napoli-Verona, Fabio gli passava il pallone, Di Lorenzo non ci arrivava. È colpa di Di Lorenzo? No. Anche l'anno scorso ha giocato troppo. Chi era il sostituto di Di Lorenzo? Malquit, mandato a Firenze. Malquit a Firenze non giocava. Quest'anno si decide di dare a Spalletti la coppia Di Lorenzo-Malquit. Malquit, Spalletti lo vede e decide, sai, quasi quasi io ci aggiungo Zanoli, mi sembra che il ragazzo non c'è male, vediamo un po' che si può fare, valorizziamo i giovani. La società in brodo di giuggiole, benissimo, stiamo a posto. E lo vedi che a un certo punto, per l'infortunio o per uno stato di forma, poteva essere con Di Lorenzo, sei stato costretto a mettere Zanoli. Il diavolo ci mette la coda, gastroenterite per Zanoli, che stava facendo anche bene, benino, benissimo, eccetera eccetera. In quelle condizioni vai in difficoltà, sei costretto a mettere Malquit perché si era fatto ammonire Zanoli. In quell'occasione poteva esserci anche il rosso. Malquit, il diavolo ci mette l'altra coda perché ce ne ha due, è protagonista anche di un infortunio proprio calcistico e si subisce gol. Quindi non ne devi avere 5, ma ne devi avere uno che è in grado, quando deve essere chiamato in causa, è in grado di dare, perché poi io ci aggiungo queste società, giocatori eccetera eccetera, ma ci aggiungo l'allenatore. Se tu il sostituto non lo fai giocare mai, non sempre il sostituto è all'altezza ed è pronto. E questa storia io ci tengo moltissimo. E riprendo il messaggio di Massimo: chiedete a Spalletti perché ha annullato Diego Demme, che nella scorsa stagione era imprescindibile con Gattuso. Questo poi ti porta che se ti serve Demme all'ultimo a tutto, può essere che non è brillante, ma lo stesso Spalletti ce l'ha detto, non me lo invento io. Spalletti ha detto è meglio stare nelle coppe perché io così posso far ruotare anche dei giocatori così che si sentono che si allenano meglio. Spalletti ci ha insegnato delle cose, ecco perché non è Spalletti out. Ascoltando Spalletti ho capito altre cose del calcio, ne so di più, non di meno. Ne so di più e non di meno. E Spalletti quello che ci ha detto a parole nelle conferenze iniziali era tutto giusto, era bellissimo, è solo che poi nei fatti non l'ha fatto più, è lì che vado in cortocircuito. E recupero un altro messaggio che volevo leggere con Guido e poi ritorniamo alla live, ai messaggi live. 4-2-3-1 del Milan, Leao e Messias palla al piede superano sistematicamente uno o più difensori. Nel nostro 4-2-3-1 l'unico che dribbla è Lobotka. Ci sarà anche un problema tattico? Sicuramente tattico. Quello che mi stai dicendo tu è un problema tecnico, amico mio, perché se i due moduli sono gli stessi e loro hanno dei giocatori che saltano l'uomo, che puntano l'uomo e lo saltano in dribbling, e noi ne abbiamo uno che è Lobotka, che non dovrebbe nemmeno farlo stando a 2 perché lì è pericolosissimo, mentre lo dovrebbero fare gli esterni e i sottopunta e il trequartista. Il problema tecnico, nel senso che tecnicamente i nostri giocatori non hanno lo spunto, non dribblano in particolare, e lo abbiamo visto nei numeri del mercoledì. Il Napoli è una delle ultime squadre per dribbling, non lo facciamo. Chi è che lo fa di più nel Napoli? Anghissà. Come sta Anghissà? Male.
Quindi questa caratteristica del dribblare e di superare l'uomo che ti porta a superiorità numerica e ti porta a essere pericoloso e ad avvicinarti alla porta, i numeri del mercoledì, devi tirare da vicino alla porta e segni, guarda Insigne, lascia perdere Mertens che segna sempre. Caratteristiche, quindi problema tecnico e non tattico, che poi ci possano essere dei problemi tattici perché magari non ti deve per forza servire il dribbling, ci puoi arrivare con i triangoli, su questo non c'è dubbio. Ok? E ritorniamo ai messaggi in live, cerco di prenderne il più possibile, approfittiamo del fatto che Guido ci ha salutato e quindi prendo più messaggi possibili per darvi soddisfazione. Il Napoli di Spalletti ha gli stessi punti del Napoli di Gattuso con un Anghissà in più, però Gattuso alto mentre Spalletti ha fatto una grande stagione. Abbiamo calciatori scarsi, questa è la verità. Sui calciatori scarsi io estendo sempre alla Serie A che è scarsa. Con la Serie A scarsa anche dei giocatori scarsi possono risultare performanti e possono bastare per qualificarsi in Champions, per vincere il campionato, per fare delle grandi cose. Alcuni di questi giocatori scarsi, io aggiungo, hanno overperformato in alcune partite, in alcuni momenti. In alcuni momenti stanno underperformando adesso, stanno performando di meno, altre volte è semplice dire questi sono, a volte giocano bene, a volte giocano male. Questo è. È chiaro, il paragone con Gattuso, Anghissà in più, Spalletti ha avuto anche a disposizione un Mertens in più, che ricordiamo che con Gattuso era più infortunato che altro e teneva il problema della spalla. Poi Spalletti ha deciso di non utilizzare Mertens, ma non perché non lo abbia avuto. Quindi su questo dobbiamo essere precisi. Però Gattuso in più aveva Yusai. È vuoto. Come dicevo nel post Roma, l'Empoli aspettava solo i polli per tornare a vincere dopo 4 mesi e così è stato, amico mio. E così è stato. Ultima vittoria con il Napoli, nuova vittoria con il Napoli. Giocare ad aree invertite, si perde un tempo di gioco per una possibile palla al centro, sono d'accordo Pasquale. Infatti a me piace quando il Napoli ce li ha alternati, nel senso un Insigne che può fare questo tipo di giocata a sinistra e un Lozano con il destro sul suo piede naturale che invece può fare qualcosa di diverso. A me piace questa soluzione qui. Per questione di tempo entro e esco, ma veramente questa sconfitta non la capisco. Ho visto naturalmente la partita ma non la capisco. Giovanni, è che vuoi capire? È una sconfitta che viene, e io voglio spiegarla così. Se tu vuoi analizzare la partita singola non ne usciamo più perché ti posso dire Mertens non deve uscire, ti posso dire Anghissà non sta in forma però poi alla fine fa l'assist per il 2-0, ti posso dire gli infortuni di Meret eccetera eccetera, infortuni nel senso sempre gli errori di Meret eccetera eccetera. Spalletti, quindi le sostituzioni, questa secondo me è una sconfitta che deve venire da lontano. Ecco perché io mi rendo conto che è difficile seguire la trasmissione dei numeri, le analisi eccetera eccetera e voi alcuni preferiscono vergognatevi, fate schifo, che non si può perdere con l'Empoli. Invece si può perdere con l'Empoli, è questo che mi rende più sereno nei vostri riguardi. Come tifoso io sto a pezzi, mettiamolo un'altra volta in chiaro, sto malissimo che ho perso con l'Empoli 3-2, ho preso 3 gol dall'Empoli, però l'analisi, guardiamoci nell'anima, l'analisi viene da lontano. Se tu fai l'analisi da lontano non ti sorprendi più di tanto di questa sconfitta. L'Empoli stava 1-0 al primo minuto, poi il Napoli non l'ha preso il gol, l'Empoli non l'ha fatto il gol perché l'Empoli è una squadra che in attacco è in difficoltà, ma Bairami aveva tutto lo specchio della porta e lo ha tirato in curva prima che succedesse il fatto di Meret, di Malquit eccetera eccetera. Quindi l'Empoli ci ha messo in difficoltà, l'Empoli fa più XG di noi, quando mai si vede. Il Napoli può perdere con lo Spezia, il Napoli può perdere con l'Empoli, ma io devo ricordare il Napoli perde con lo Spezia facendo 4 XG, loro ne fanno 0-10 e segnano per un gol a caso. Questi numeri qua invece non si possono accettare, 1,80 e 1,32. Ma è un trend. Il Napoli nell'ultimo periodo sempre peggio, sempre meno XG, stiamo subendo di più. È un trend. È un trend. Andiamo.
L'ambiente, e mi ci metto in mezzo, è marcio. Buona parte della tifoseria odia questi giocatori, se non si fa pulizia è dura. Poi lo odio, non lo so, però certamente c'è insofferenza, specialmente verso alcuni, e poi ci sono delle fissazioni di alcuni tifosi. E non è possibile, invece è possibile, amico mio. Sconfitta è figlia di una coperta corta. Sì, parlando dello scudetto ha avuto un effetto controproduttivo in tutti i sensi. Anche forse, non lo so. Potrebbe averlo adesso, nel senso che, guarda, la tua riflessione, Virgilio, è probabilmente anche giusta. Parli dello scudetto, ci credi, stecchi una partita magari anche perché sei sfortunato, mettiamoci pure un po' di sfortuna, la partita storta eccetera eccetera, si allontana lo scudetto, che cosa succede? Che tu immediatamente, quando non ci puoi credere più, racconti una bugia a te stesso, però poi le forze fisiche e mentali vengono un poco meno e rischi di staccare la spina. Sta succedendo proprio questo. Abbiamo fatto trend, facciamo trend 1. Mancato anche il gol possibile di Osimhen e Zielinski. E il gol possibile sì, anche questi, ma non è abbastanza, capite? Il Napoli è così, il Napoli deve creare molto di più per far gol. È un problema di allenatore. Non lo so di cosa stanno parlando Rita e Angela, ma mi fa piacere che stanno parlando di loro. Perdere con l'Empoli è il motivo per il quale guardiamo il calcio. Nella singola partita può succedere di tutto, ed è giusto, è giustissimo. Altrimenti sulla carta il Napoli è più forte dell'Empoli, vince e non ce lo guardiamo proprio. Questo è il motivo per cui il calcio poi è interessante, senza dubbio. Vedi, facciamo 31, ha preso piede. Che impressione avete per il 2024 quando ci sarà il divieto delle multiproprietà? Se ne parla a giorni alterni, amico mio, dobbiamo capire che cosa ci sarà, che cosa succederà, chi farà un'offerta a chi e se sarà di gradimento. E vediamo una cosa. Sono un paio di mesi che non capisco cosa combina Spalletti. Molte scelte, non dico sbagliate, ma almeno discutibili. Unas e Elmas non giocano più, o non come prima. Zielinski, Lozano non tira più. Allora, su Unas non so in che condizioni stava, sinceramente. Utilizzato con il contagocce ultimamente, ma credo che abbia avuto anche grossi problemi fisici. Idem Elmas. Elmas poi viene utilizzato, il discutibile è il dove l'hai messo. Cioè, io non mi sono spiegato le ultime sostituzioni dove viene messo fuori Lozano, che mi sembrava anche in una forma discreta, e invece di io e Politano, voglio capire che è successo con Politano, Spalletti. Cioè, da titolare su Lozano perché copre di più, non è nemmeno più il suo sostituto. Oggi, l'altra volta ci hai messo Elmas a destra, oggi ci hai messo Zielinski. Mi sembrano sostituzioni cervellotte, e io vi invito a riflettere. Cioè, io ho detto questa cosa qua, secondo me lo voleva inserire in una squadra che sta vincendo per recuperarlo mentalmente. Però mister, umilmente ti dico, finisci la partita, chiudi la partita. Ma quello non si poteva mai immaginare. No, ti devi immaginare, perché adesso il Napoli lo conosci, sai di cosa siamo capaci. Questi giocatori sono capaci di tutto. Quindi priorità al campo, dico io, e meno alla mente, al mantello, eccetera, eccetera. Campo, la stai vedendo questa sfilacciamento a centrocampo? Demme, subito, Demme Zielinski lo stesso, ma al centro, se proprio ti senti male. Il Luata a Lozano non ha capito, il Luata a Mertens non ha capito, e manco Insigne ho capito questa volta. Proprio niente, veramente non ci ho capito niente. Vedi che le partite sono 39, sono 38. Però speriamo di non fare 31. Vabbè. Siamo passati da un terzino sinistra a ci serve un terzino destra, senza dubbio. Non ci sono scuse, la piazza è stufa, ora basta, l'Empoli non è l'Inter, andate e ritorno, 6 punti persi. Ma amico mio, è così. Che ci vuoi fare? Che cosa vogliamo fare? Non ci sono scuse. Non sto cercando delle scuse.
io sto analizzando, è per questo che faccio le analisi. Under pressure, 6 punti all'Empoli, lo so, figurati se non lo so. I Roma e Lazio i punti, sì, lo so. Allora andiamo. Secondo te chi ha deciso e perché ha deciso di andare in ritiro? Paura di perdere la Champions, spaccatura nella squadra, idea del mister? Bella domanda, perché la società non è stata chiara, perché il primo tweet parlava di scelta societaria e poi c'è stato un tweet quasi di apparare la cosa, eccetera, eccetera, a dire Spalletti, la società è d'accordo, però l'ha scelto Spalletti. Domanda che si potrebbe fare a Spalletti. Io vi ripeto la mia posizione, speriamo che non si arrivi al silenzio stampa. Speriamo che non si arrivi a un nuovo silenzio stampa. Tutto qui. 3 punti per arrivare ai quarti. Allora sì, ne dobbiamo fare 4 se non sbaglio. Ne dobbiamo fare 4 per stare tranquilli. Mo vediamo, Cavazza se non vince 3 punti possono bastare. Però ancora non ho fatto questo ragionamento, perché non posso fare questo ragionamento. Non posso fare questo ragionamento. Io voglio vedere il Napoli che gioca a pallone di nuovo. Siamo voluti uscire dalla Coppa e adesso stiamo facendo le settimane schifo. La settimana schifo, tipo molti giocatori che hanno fatto parte del ciclo iniziato con Benitez sono andati via, altri andranno via quest'estate. Da dove dobbiamo ripartire per questo nuovo ciclo? La società che intenzioni ha? Bella domanda, Claudia. Sarebbe bello poter dire, guarda, il Napoli punta forte su Spalletti, gli ha fatto un contratto di 5 anni, ci crede tantissimo, invece no, è sempre un 2+1, le opzioni, eccetera, eccetera. Quindi la società dovrà valutare. È chiaro che se andiamo in Champions si può tirare, la società può tirare una cosa positiva e dire ok, siamo andati in Champions, questo ci interessava, poi storti o morti facendo una Champions con 50 punti, va benissimo, non ci interessa. Però bisogna fare una riflessione su poi che tipo di mercato gli vai a fare a Spalletti. Se Spalletti è chiaro, e ripeto, voglio questi giocatori qua, è tutto l'anno che sto parlando di fisicità, voglio cambiare il modo in cui, perché io con la Roma facevo il gioco bello dei trequartisti che arrivavo in porta con tutte le cose, però già con l'Inter mi sono reso conto che serve la fisicità. Spalletti può fare questo discorso qua e allora dice questo sì, questo no, questo non me lo pigliare, Zerbin non va bene, eccetera, eccetera. Se invece Spalletti dice va bene Zerbin, va bene Gaetano, al posto di Insigne Elmas, al posto di Mertens un as, stiamo a posto così, non è che poi ci aspettiamo che l'anno prossimo partiamo e lottiamo per lo scudetto, lottiamo per stare attenti che la Lazio non ci supera un'altra volta. Questo poi è il problema. Sul problema del dribbling ha ragione l'amico Bellino, è tattico. Il modo di giocare di Spalletti ha danneggiato i trequartisti. L'anno scorso quanti gialli distribuivano a Lozano, Zielinski, Politano? Sì, giusta considerazione anche sul tattico. Però era un Lozano che veniva lanciato in profondità o comunque riusciva a liberarsi degli avversari e lo dovevano me lo ricordo benissimo, il distributore automatico di cartellini gialli, senza dubbio. Allora può essere, e vedi che qua la community mi aiuta anche a fare delle riflessioni in tempo reale, può essere pure che Spalletti ha detto non dribblare, non è cosa tua, non lo fare. Io però vedo che il dribbling deve comunque portare a delle pratiche. La volete sapere tu? Io non voglio essere poi tranciante con Spalletti perché va a finire Gattuso un'altra volta. Il cominciare dal basso con Gattuso ti portava a questo, perché avevi la squadra più corta e quindi si comincia dal basso, ma c'hai la squadra più corta e quelli che possono fare gli strappi come Lozano, come Zielinski, eccetera eccetera, c'avevano più campo a disposizione. Si può fare con Mertens, si può fare con Osimhen. Se invece siamo sfilacciati ti possono raddoppiare il dribbling, non lo puoi nemmeno pensare. Quindi sì, è anche tattico sicuramente. Nel nostro Lozano c'ha il dribbling nel sangue? No, però aveva gli spunti per prendersi i cartellini gialli perché poi aveva campo a disposizione e velocità, e più velocità
che dribbling quella di Lozano. Il pareggio con Milan e Lazio, è bene che non vinca la Lazio in questo momento, questo io ho detto forza Milan. Il pareggio tra Milan e Lazio, se finisce così va bene perché no, ha vinto il Milan. Tonali al 92esimo. E che mi fai parlare della cosa? Perché sto indietro con la chat. Ah, vedi? Gol del Milan, benissimo. Mancano i sudamericani, anche un po' di garra mancano i serbi. Ragazzi, assist di Ibrahimovic e gol di Tonali. La Lazio si è venduta la partita, non lo so, non possiamo fare illazioni anche sugli avversari, le facciamo già sulle nostre. Mi credete? Bene così, ragazzi, bene così. Io non potevo far avvicinare Sarri, Sarri sta prendendo una caterva di gol, e il fatto che Ibrahimovic, che poi qualcuno mi ha scritto l'amico milanista con Ibrahimovic, guardiamo un attimo la classifica, giusto per sfizio, che il Milan a questo punto rimonta, come ama dire Spalletti, sull'Inter, che però ha sempre una partita in meno. Milan 74, Inter 72 con la partita in meno, e Napoli a 67, che è una sorella che non ci azzecca là in mezzo. Domani gioca la Juve, che potrebbe portarsi a 66 ipoteticamente, quindi a un punto sotto di noi, ma si blocca la Lazio, e quindi quella che può arrivare a 59 e superare la Roma è solo la Fiorentina, che ha la partita da recuperare. Quindi abbiamo un bel margine, ragazzi. La Champions non dovrebbe essere le illazioni, esatto. Non può essere in discussione. Sapete perché? Perché è difficile, troppo difficile che la Fiorentina vinca 5 partite consecutive. Il Napoli può pure perderne un'altra, pareggiarne una, vincere una, fare questi 4 punti così male, ma che la Fiorentina vinca 5 partite consecutive e ci rimonti, la vedo difficile. Sul quarto posto io mi sento quasi di dire che è quarto posto e non terzo, però che voglia di vincere il Milan. Spero che i calciatori del Napoli stiano guardando e abbassare la testa nel piatto. Ormai il Napoli non può pensare a un nuovo ciclo al momento che oramai è menopausa, momenti memorabellini. Ragazzi, a un certo punto oggi 3 rilanci da basso consecutivi e la palla sempre all'Empoli e già. C'è anche Fiorentina-Roma, quindi poi si annulla, uno può fare, l'altro no, non c'è dubbio. Troppi a fine corsa per vari motivi, lo ripeto, contrattuali, motivazionali, fanno solo chiacchiere sui social, perciò i tifosi si arrabbiano. Nessuno ha chiesto lo scudetto veramente. Pietro, nessuno gli ha chiesto lo scudetto, non è vero. Purtroppo non è vero. Io sono testimone di una community che era entusiasta nelle prime 10 partite. C'avevo un amico bellino che mi scriveva sempre il commento: la corsa, il terzo scudetto sta arrivando. Grande Spalletti esagerato, poi l'Inter è scarsa, il Milan è scarso, il Napoli ha la rosa più forte dell'era De Laurentiis, questo è l'anno giusto. Ho sentito questo, e abbiamo sentito questi giocatori devono uscire dall'Europa perché devono concentrarsi sul campionato, questo è l'anno per farlo, e invece non succede. E gliel'hanno chiesto lo scudetto, e come? E ti dico anche che loro ci hanno creduto, perché noi facciamo il discorso, ci credete allo scudetto? Certo che ci credo, ma il mio video è: crederci non basta, perché secondo voi tra Inter e Milano non ci credono? Ci credono sicuramente, vincerà una sola però delle due, un'altra ci avrà creduto e non ce l'avrà fatta. Ci può fantasticare, la realtà. Ma sì, infatti ci siamo capiti. Scusa se te lo chiedo, ma ce l'hai? Spalletti chiede scusa ai tifosi, chiede scusa, e che cosa poi succede? Ma cioè, nel senso, l'ha chiesto o chieda scusa? Ci mancano le palle dello scudetto, ci mancano gli giocatori, non servono solo le palle, ci servono i giocatori di qualità. Mister Canada deve finirlo di piangere a fine partita, deve onorare la maglia come ha fatto il Dios.
Come mai nelle reaction non si vede più la partita? Amico mio, perché vado in serio rischio di chiusura del canale. Purtroppo con le immagini non posso più divertirmi. Devo ragionare bene, devo capire, devo chiedere, devo parlare con lo staff di YouTube, perché non c'è una logica, ogni tanto mi bloccano i contenuti e non posso rischiare, dopo quello che ho costruito con voi in questi anni. Non posso rischiare, sono l'unico stronzo, lo dico tranquillamente, l'unico stronzo che vuole, mentre vi spiego delle cose che sto facendo la reaction, voglio farvi vedere anche di cosa sto parlando, mentre gli altri che fanno la reaction o mettono il quadratino piccolo nel momento del goal e allora glielo fanno fare, a me non sia mai la Madonna, oppure non mettono proprio niente e basta e avanza la reaction. Quindi questo è. Pronto YouTube? Pronto? Questa è la dimostrazione che i vari Gattuso out o Spalletti out non hanno senso, sono i calciatori, ci mancano calciatori che sappiano cosa vuol dire vincere, basta accusare sto mister. E io sono fondamentalmente d'accordo con te, mentre gli chiedo delle cose, io non sto dicendo Spalletti out come non dicevo Gattuso out, come sappiamo che certi giocatori non hanno nelle loro corde il fare l'impresa di essere i migliori in Italia e ogni tanto si può venir meno perché sono degli esseri umani e sono degli esseri umani anche non con esperienza di vittorie, come dici bene tu. C'è quello e ci sono scelte che si possono far meglio dell'allenatore e c'è la volontà a prescindere della società che non è che ripiana i difetti mettendo dei giocatori a caso. Abbiamo comprato a Soboslai e a centrocampo stai tranquillo. Non è così. YouTube out. Dopo essere stati tutto il campionato dei primi tre, finire quarti sotto la Juve sembrerebbe un po' amaro, in primis per i ragazzi, a bocce ferme no, naturalmente. Giusta la considerazione, perché veniamo dal quinto posto. Ti dicono a inizio stagione, guarda, fai quarto, vince l'Inter, poi il Milan, poi la Juve, poi il Napoli, fai quarto, però ti lasci dietro la Roma, la Lazio, così. Voi che fate? Non accettate? Voi accettave, Rita, scrivi, accettave, che sarebbe voi avreste accettato, che si può scrivere accettave. Accettavate. Quanti scudetti ha vinto Marotta? Penso 15. Non lo so, tantissimi. Tutti quelli alla Juve, quello all'Inter appena è andato. Quello fa la differenza. Voglio. Terresti Spalletti anche per il secondo anno, rivoluzioneresti la Nosa oppure cambieresti proprio il progetto? Io proverei a tenere Spalletti perché non sono convinto che sia un brocco Spalletti, l'esperienza ce l'ha, però gli metterei a disposizione la squadra che vuole lui, perché io so con precisione che ha lavorato con una squadra che si è ritrovato e che non è una scelta sua. Il Napoli ha detto la squadra questa è, a voi? E lui ha raccolto la cosa e detto, per la Champions penso che ce la possiamo fare, e se l'è messa, capito? Così. Se l'anno prossimo senza Insigne, senza Mertens, senza quelli così, mettiamo dei giocatori che a lui piacciono e ci dimostra una cosa, bene. Se la società ci crede, fai così e gli dai i giocatori. Se la società non ci crede, cambiamo progetto, ricominciamo da capo, partiamo dal sesto posto e speriamo di ritrovare un nuovo Sarri che ci va bene, che ci va tutto bene, eccetera, eccetera. Anno 2050, Zielinski potrebbe diventare un vero e proprio fenomeno. D'altronde è ancora giovane, ha solo 45 anni. Ma come voleva vincere sto scudetto? Contro la Fiorentina così, contro la Roma e vabbè, contro l'Empoli no. In conferenza dove si è segnato la formazione del giornalista che ha detto ma tu vuoi lasciare fuori due importanti, Zielinski e fa... E non si può fissazione sua oppure altro, e no, ma lì non sapeva più come rispondere, là era una risposta dialettica contro i giornalisti. Dici è chiaro, tu mi fai la formazione, lasci queste, se poi questi segnano no, lì Spalletti ultimamente in conferenza, ragazzi, è stanco, non è brillante, le risposte non sono convincenti. Accettave, esatto. Se arriviamo quarti mi dispiace troppo per ADL che prenderà meno soldi. Deve dispiacere anche a noi, ragazzi,
deve dispiacere anche a noi, perché meno soldi significa meno soldi sul mercato. Ho visto per la prima volta mio nonno indiavolato. Anche la Salernitana sta giocando meglio del Napoli e vincendo. Più che il giocare meglio e vincendo, che fa come si stava ragionando con gli amici abbonati, che nelle ultime tipo 10 il trend del Napoli, il trend della Salernitana, siamo pari classifica praticamente. Ringraziamo il Milan, ma seriamente, oramai bisogna godere dei successi altrui. Col Sassuolo andresti con un Demme Fabian Anghissà, che con questi spazi dietro il centrocampo loro vanno a noi. Mamma mia, Sassuolo, quelli giocano pure bene, mamma mia. Proprio il contrario di noi Sassuolo, che esaltano i trequartisti. Anche JJ su Berardi magari, che sugli esterni creano molto. Valenti, veramente non ci riesco ancora a pensare, sarà un macello. Vediamo su infortuni, su stato di forma, perché il Fabian di oggi continua a non convincermi. Lo stesso Anghissà di oggi, cioè chiude con l'assist perché ha recuperato quel pallone, ma non sta bene. Io dico una cosa assurda che non succederà, eccetera eccetera. Io farei centrocampo a 2 Zielinski Demme. Non significa niente, non lo capirete mai, però per me Zielinski sta più in forma fisicamente sia di Fabian che di Anghissà. Non hai Lobotka, non hai Elmas, Zielinski Demme a 2 e Mertens dietro Osimhen. È l'unica per tenere occupati quelli del Sassuolo, è l'unica, e devi tenere tu la palla se sei in grado, altrimenti metti a Juan Jesus Tuanzebe a centrocampo, Koulibaly a centrocampo, accettate, deve tornare De Nicolo. Capisco la frustrazione, ma criticare Spalletti al primo anno solo perché si credeva nel sogno non è troppo eccessivo? Sì, questo è anche un po' il punto di vista. Il fatto è che il sogno si è creato non perché il Napoli, mamma mia, siamo troppo forti, eccetera, eccetera, è perché a turno venivano meno le prime due, no? L'Inter fu, il Milan fu, la Juventus fu, è là che si è creato il sogno, ma non perché noi, mamma Carmen. Allora le critiche a Spalletti vanno bene, vanno parametrate con un campionato scarso, perché il campionato è scarso, fatto di giocatori scarsi, e mi piace hashtag scarsi, sempre tutti scarsi, e quindi si poteva anche fare, non si è fatto. Ragazzi, 2 ore e 40, il Milan ha vinto, sono le 5 a New York, vi voglio bene, spero di aver letto la maggior parte dei messaggi, so di non averli letti tutti, ma non è colpa mia, siete troppi, siete in tanti. Quanti like siamo, Rita, Polli, per Sfiz? Fatemi sapere quanti like stiamo. Scarsi. Mari, t'hai salutato, hai letto commenti, hai salutato a Polli, ma che buona a me? E mi telefoni mentre sono sul canale 8, Mari, che già fai più? Fai il bravo. Siete 0. Secondo te quando può incidere mentalmente questa partita sul finale di stagione? Più che questa partita dobbiamo vedere quanto inciderà il ritiro. Buonanotte. Se la ride. 437, 423. Quando torno a Napoli è roba che vi farò sapere presto. Scarsi. L'ambiente, noi facciamo di tutto, Antonio. Qua si sta creando una piccola oasi di gente che ragiona, che mi piace come ragiona e come commenta, così. Se voi lasciate i like e arriviamo a 450, non dica assai, 4,45 è brutto, è come avere Mertens a 145 gol e non farlo giocare, non farlo arrivare a 150, è brutto. Vogliamo arrivare a 450 per Mertens, non per me. Arriviamo un attimo. Un bacio, Ale. Ti ho letto, Clemente? Come non ti ho letto? Ecco qua. Giusto per soddisfazione. Per Mertens, non per me. Per Mertens. Il numero 14. Siamo a 450. Benissimo. Buonanotte. Adesso pagherà il Sassuolo. Speriamo bene, Virgilio. Un bacio. Un bacione a tutti, vi voglio bene. Adesso prendo gli ultimi messaggi, scriveteli i messaggi in sovraimpressione quando mando la sigla, perché io poi li clicco,
Ma voi pensate che la giornata è finita? Ah no, non è finita niente, perché prima di tutto tengo il che fare. Ci guardiamo nell'anima e ve lo dico. Tengo il che fare. Così giustamente la SMR, gli occhi, guardiamoci nell'anima. Tengo il che fa, devo andare a suonare, però prima di andare a suonare vorrei farmi un sonnellino. Non me lo faccio perché mi devo sentire le parole di Spalletti. Chiaro? Prima però un sonnellino. Voi siete la mia soddisfazione. Il Napoli mi dà meno soddisfazione della community. Viene un po'. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla fluido.net e magliette, le cose insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa, alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema